Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati in diretta in questa seconda settimana per il Veneto in zona gialla. Un bilancio del primo fine settimana tra chiaroscuri, insomma c'è stato il ritorno nei centri storici, locali e i negozi che hanno deciso di tenere aperto anche il 1° maggio. Sicuramente possono sorridere, ci si aspettava una combinazione di fattori, anche la concomitanza con appunto la festività dei lavoratori nel primo sabato in giallo. La giornata ha riportato i cittadini a godersi la libertà ritrovata. Dall'altro però c'è un bilancio negativo su episodi di violenza che hanno caratterizzato proprio questo weekend. L'ultimo in ordine di tempo a Conegliano, con quella che è stata definita un'azione punitiva di un gruppo di ragazzi per lo più macedoni che, armati di spranghe e tombini, hanno aggredito altri ragazzi seduti ai tavolini. Il bilancio parla di 3 persone ferite, finite in ospedale, fortunatamente non in condizioni gravi. Adesso naturalmente le forze dell'ordine stanno indagando per risalire ai responsabili di questo pomeriggio. Erano le 15:30 in piazza Cima a Conegliano, un pomeriggio di terrore tra i tavolini. Molte famiglie, molti avventori, anche tifosi dell'Imoco che stavano festeggiando la Champions League conquistata sabato sera. 24 ore, 48 ore prima, ecco, queste sono le immagini appunto di quanto accaduto ieri a Conegliano. 48 ore prima circa, venerdì sera, invece Piazza Bra a Verona, altro episodio di violenza. Ma ne parliamo con il sindaco di Verona, Federico Sborina, che vedo già in collegamento. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Il nostro collegamento, la nostra chiacchierata doveva essere insomma dai toni positivi per parlare di un fine settimana di ritorno alla normalità, di centro di Verona che è tornato a vivere. Invece purtroppo ci troviamo a commentare un bruttissimo episodio. Ma guardi, io in realtà continuo a mantenere e voler parlare degli aspetti positivi, perché quello di venerdì sera è appunto un episodio inaccettabile, è un episodio che si è a Zerbe. Scusate, sento il ritorno. Sì, sentiamo anche un po' male l'audio, non so se sia un problema nostro, va e viene, diciamo così. Ecco, proviamo con gli auricolari, magari riusciamo a ripristinare il collegamento. Intanto insomma è stato subito fermato il responsabile dell'aggressione, un cittadino di Pozzuoli. Ieri c'è stata l'udienza di convalida, è stato convalidato l'arresto del 26enne, il giudice non ha disposto nessuna misura nei suoi confronti, rinviando l'udienza a gennaio 2022. Il giovane è accusato di lesioni finalizzate alla resistenza pubblico ufficiale, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale. Diceva sindaco, un episodio da condannare assolutamente. Assolutamente sì, non so se adesso mi sentite meglio. Perfetto, per noi. Un episodio assolutamente inaccettabile in quello che è il salotto, la piazza più bella della nostra città, a pochi passi dalla casa di Giulietta. Oggi io mi vedrò con gli esercenti dei bar, dei ristoranti della piazza. Ripeto, quello è un episodio generato da una singola persona, ma non dovrà mai più accadere. Non dovrà mai più accadere, perché qui il tema è che con tanta difficoltà i nostri bar, i nostri ristoranti, le nostre piazze si stanno riempiendo, perché è vero che c'era tanta gente. Io quello che sto cercando di controllare è che tutti abbiano il dispositivo, la mascherina, ma insomma la gente c'è in giro ed è anche giusto che si riappropri delle nostre piazze, far tornare i turisti. Insomma dobbiamo trovare quel giusto equilibrio tra garantire la salute di ognuno con tutto quello che sappiamo che sono i comportamenti che dobbiamo tenere e dare la possibilità anche all'attività di ripartire. È chiaro che quell'episodio è in controtendenza, ma io l'ho già rubricato come un episodio inaccettabile, unico, che non si dovrà più ripetere, e su questo adesso valuteremo insieme proprio con gli esercenti quali sono i provvedimenti migliori per fare in modo che questo, vedevo le immagini di Conegliano, allora non sono raffrontabili, perché ripeto, questo è l'episodio di un singolo, però è altrettanto vero, confrontandomi anche con gli altri sindaci delle città capoluogo del Veneto, che c'è questo problema legato chiamiamole baby gang, cioè a questa insofferenza probabilmente determinata, se l'ho detto tante volte, anche da questo anno di chiusure, di restrizioni, di mancanza anche di punti di riferimento educativi, le scuole chiuse, le attività sportive chiuse, e questo ha generato degli atteggiamenti che bisogna stroncare immediatamente sul nascere prima che si diffondano in modo pericoloso.
Ecco, è un episodio isolato, lo ha detto lei, appunto, che diventa però inquietante se poi lo si mette in parallelo, seppur con modalità diverse, seppur due episodi diversi tra di loro, con quanto accaduto a Conegliano. L'abbiamo visto anche sui social, che qualcuno commentava questo come proprio una forma di sfogo di quanto represso in questi mesi di pandemia, soprattutto tra i più giovani. L'importante però è non semplificare la cosa, ma mantenere alta l'attenzione, perché catalogarlo come un momento di sfogo, come un momento per ritornare così ad una normalità violenta non è va assolutamente punibile. In che modo con i commercianti potreste intervenire per evitare altre situazioni del genere, Sindaco? Guardi, lo vedremo insieme questa sera, nel senso che voglio ascoltare anche loro, perché poi loro sono i terminali, loro vivono quotidianamente, minuto su minuto, la loro clientela, quindi percepiscono anche che tipo di clientela si è generata in quello che in realtà è il salotto, tra virgolette, buono della nostra città, e quindi anche sentendo quello che loro hanno da dirmi decideremo insieme, o meglio, io deciderò i provvedimenti da prendere, ma voglio decidere con loro anche quali sono i comportamenti, diciamo, che anche loro in modo responsabile, perché i primi che vogliono continuare a rimanere aperti, che vogliono lavorare in tranquillità, senza casini, senza immagini come quelle che avete visto, con una clientela che va lì semplicemente per stare insieme, per bersi un aperitivo, per mangiarsi una pizza senza creare problemi, sono i primi che hanno tutto l'interesse che queste cose non succedano più. E quindi, nella mia logica, che i provvedimenti si fanno, e si fanno anche i provvedimenti restrittivi, ma si condivide anche un percorso, perché qui è una questione di decoro della città, di ordine pubblico, di sicurezza, ma anche delle nostre attività economiche, della necessità di andare avanti, della fruibilità da parte dei cittadini, tutti per bene, di quella piazza. Quindi, siccome sono loro che poi vivono 24 ore al giorno quella piazza, per questo voglio confrontarmi con loro, e sentito quello che avranno da dirmi, poi prenderò i provvedimenti che riterrò necessari e che possano raggiungere la finalità di restituire. Ripeto, non è che ci sia in realtà nulla da restituire, di fare in modo che quell'episodio, ecco, diciamo così, rimanga un episodio e non se ne verifichino più. Cioè, per dire anche ai turisti che dovranno venire a Verona, Verona non è questa, è tutt'altro, e i commercianti e l'amministrazione sono in prima linea per garantire una serenità e un ritorno alla normalità a 360 gradi, e questo è il messaggio, insomma, che deve arrivare poi. Assolutamente sì, perché il messaggio positivo che sto cercando di portare a casa, con l'aumento della capienza dell'arena, con tutto quello che stiamo facendo su una stagione estiva che potrebbe diventare, a tutti i presupposti, per diventare veramente una ripartenza non solo per Verona ma per l'intero paese. Ricordo che nei prossimi giorni avremo la tappa del Giro d'Italia, Ravenna-Verona, poi cominceremo in arena il 5 giugno col concerto del Volo, che andrà in Mondovisione, andrà sulla PBS, una TV americana da 90 milioni di spettatori. Poi avremo la prima dell'arena il 19 giugno col maestro Mutti, avremo Opera Wine, le 1000 miglia, avremo tutta una serie di iniziative che metteranno veramente la nostra città sul palcoscenico internazionale. Allora è chiaro che tutti insieme, cioè l'amministrazione, tutti gli attori, diciamo, della città, compresi gli esercenti del singolo bar e del singolo ristorante, abbiamo tutti l'interesse che per far tornare i milioni di turisti nella nostra città, la prima cosa che dobbiamo lanciare nell'etere, nella rete, è un'immagine positiva della nostra città, positiva per gli spettacoli che faremo, e positiva perché semplicemente voglio dare l'immagine che in Piazza Erbe si può, come è peraltro, ed è così, si può stare tranquillamente in una delle piazze che è stata considerata a livello internazionale tra le più belle del mondo, godersi all'aperto un aperitivo, magari prima di andare in arena, oppure prima di girare, visitare, o subito dopo essere stati alla casa di Giulietta a vedere il balcone di Giulietta. Ecco, questo è. Assolutamente così deve essere. Sindaco, allora guardiamo le cose positive. Che bilancio facciamo di questo fine settimana in giallo a Verona? Immaginiamo che, come è successo in altri centri storici, ci sia stato l'assalto, ci sono state criticità particolari, è stato necessario intervenire per evitare assembramenti, o è un bilancio positivo? Insomma, la gente è tornata alla normalità, ma con consapevolezza e responsabilità. Ma allora c'era sicuramente tantissima gente, tanto è vero che abbiamo dovuto regolare il flusso pedonale di via Mazzini facendo in senso unico, un provvedimento fatto durante il Covid, ma che in realtà aveva fatto anche prima del Covid, quando la nostra città
e io vorrei ritornare a quei tempi, era veramente imballata di gente in tanti fine settimana. Quindi fatto quello per gestire al meglio, diciamo, che non si creassero troppi assembramenti nelle strette vie del centro storico, poi per il resto è chiaro che c'era tanta gente, i bar erano veramente pieni di persone, tra l'altro abbiamo concesso plateatici. L'anno scorso avevamo già dato gli extra large in costanza del decreto di fine primavera, ma quest'anno abbiamo allargato ulteriormente, quantomeno per questo periodo di maggio in cui si può consumare solo all'aperto, quindi abbiamo plateatici veramente in ogni angolo della città e tutti questi plateatici erano verosimilmente veramente pieni. Quindi insomma questo è esattamente quello che volevamo. È chiaro che quando ci sono così tante persone bisogna prestare una certa attenzione perché non si verifichino situazioni dal punto di vista sanitario che potrebbero essere compromettenti. È un equilibrio difficile da trovare, però devo dire che al netto del fine settimana la fotografia che mi porto a casa è sicuramente di una città che ha ricominciato a vivere con i locali, con i tavolini all'aperto, tanta gente. Tra l'altro da noi sia sabato che domenica ad un certo punto del pomeriggio ha cominciato a diluviare, ma vedere comunque i tavolini pieni con la gente con l'ombrello dà proprio il senso di come le persone abbiano voglia di stare fuori, di ritrovarsi e sfidando anche il tempo che non è stato poi così clemente né sabato né domenica sera. È un'immagine infatti che abbiamo visto anche in altre città, proprio la voglia di tornare alla normalità. Ultima battuta su quelle che sono le previsioni per questa stagione estiva, per questa vera e propria ripartenza del turismo. Avete già un'idea delle prenotazioni o comunque di quello che potrà essere l'arrivo di turisti, anche magari dall'Europa, forti di una campagna vaccinale che sta accelerando? Ma allora noi come città d'arte, come tutte le città d'arte, lo abbiamo visto anche nella scorsa estate, un po' più in difficoltà rispetto magari ai luoghi di villeggiatura, al mare, al lago, in montagna. Però, lo stavo dicendo prima, noi ci siamo preparati con una stagione incredibile. E qua però apro una parentesi, perché noi siamo pronti per questa stagione. Certo è che l'attuale presenza ancora del coprifuoco alle 22, il limite dei posti in arena che è di 1000, su cui stiamo lavorando con la conferenza delle regioni, adesso con la regione Veneto per portarla almeno a 6000, è chiaro che diventa una chiave di volta importante, perché si metta nei panni di un turista inglese anziché americano, anziché francese, che vorrebbe venire a Verona per esempio per godersi la prima col maestro Mutti, ma non sa ancora, perché vede che in Italia c'è per ora il coprifuoco alle 22, che la capienza è limitata, quindi anche il numero dei biglietti è difficile da vendere. Cioè, queste sono tutte cose che probabilmente chi ci governa a Roma dovrebbe avere un po' più chiare, nel senso che organizzare una stagione così, una stagione che porta milioni di persone in una città come la nostra, non è che si organizza dalla sera alla mattina. Siamo già in ritardo, di più. Per carità è successo quello che è successo, adesso però abbiamo bisogno di certezze. Allora io continuo a ripetere rispetto alla capienza, rispetto alla possibilità di fare gli spettacoli in arena, abbiamo dato anche una proposta: i biglietti sono nominativi, hanno l'orario di inizio e l'orario di fine dello spettacolo. Se uno viene in arena dove è in assoluta sicurezza, l'anno scorso abbiamo fatto comunque più di 70.000 persone e non c'è l'evidenza di un contagio, se rimane in arena, poi quando esce anche dopo le 22, quel biglietto gli dà diritto di rientrare direttamente a casa, significa che è passato da un posto sicuro direttamente alla propria abitazione, anche se questo fa superare le 22. Allora io non chiedo aiuti particolari, chiedo solo che non ci mettano il bastone tra le ruote, perché la priorità assoluta che ho è quella di garantire la salute di una comunità. Però qualcuno mi deve spiegare perché all'interno dell'arena oggi ci siano tutti questi problemi a stare pur nel distanziamento. Abbiamo fatto un protocollo sanitario di 55 pagine in piazza Bra, all'entrata, all'uscita, quando si è fermi, quando si va ai servizi, durante gli intervalli, le maestranze, gli artisti, è tutto assolutamente mappato in assoluta sicurezza. Una serie di problemi, però se io stasera voglio andare a giocare a calcetto con i miei amici, stando un'ora sudati uno a fianco all'altro, lo posso fare. Ecco, questo mi diventa un po' più difficile da spiegare e da comprendere. Assolutamente, si sta proprio lavorando per questo e speriamo insomma che si riesca a trovare un giusto punto di mediazione per dare risposte a tutti, perché c'è bisogno di ripartire senza troppi limiti, nel massimo però naturalmente della sicurezza. Sindaco, a che ora sarà l'incontro con i commercianti?
Ci troviamo nel tardo pomeriggio, verso le 18. Va bene, allora torneremo ad aggiornarci anche da questo punto di vista per dare ulteriori informazioni ai nostri telespettatori. Grazie davvero al sindaco di Verona, Federico Sborina, e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Grazie sindaco. E questo dunque è l'aggiornamento anche da Verona, doveroso partire naturalmente dalla cronaca che si ricollega, come vi abbiamo mostrato in apertura, anche con quanto accaduto a Conegliano, brutti episodi che non devono ripetersi, soprattutto perché c'è bisogno di ripartire in sicurezza sanitaria, ma anche in sicurezza proprio dal punto di vista dell'ordine pubblico, ed è sono episodi che penalizzano anche gli stessi esercenti che chiedono solo di poter lavorare. E allora abbiamo detto una seconda settimana si sta aprendo, si apre oggi in zona gialla. Vediamo il bilancio di questa prima settimana di riaperture tra chiaroscuri, tra chi è soddisfatto, chi invece per le limitazioni imposte proprio dai decreti del governo sorride un po' meno. È così, buongiorno a Nicola Palumbo, consulente aziendale, ben ritrovato. Salve a lei, salve a tutti. Beh, allora è stata un'apertura, quella di questi giorni, che ha ridato un po' di serenità e di sorrisi a dei settori che invece per mesi sono dovuti rimanere chiusi, quindi senza dubbio è una piccola luce. Ricordo sempre però che ci sono tanti settori chiusi, tanti settori che ancora stanno aspettando il loro giorno, e invece quelli soffrono ancora e non vanno scordati mai. Sono stati giorni comunque di cattivo tempo, quindi si è messa anche questa piccola beffa nel rallentare un inizio che invece si sperava potesse essere un po' più sostanzioso. Però vorrei dire che questo è un primo, spero almeno, un primo mattone di aperture che non devono più tornare indietro. Cioè, se la situazione pandemica lo consente, noi dobbiamo fare in modo che queste piccole aperture, che ancora sono veramente poche, possano piano piano crescere e che non si torni più indietro. Questo soprattutto per un fatto mentale dell'imprenditore, dell'azienda, che deve sapersi organizzare, ma soprattutto deve saper guardare al futuro. Ricordo che noi siamo in una situazione di grande difficoltà, simile ad una guerra sotto questo aspetto. Uso un termine forse forte, però è molto simile. Secondo uno studio della CGA sono state 345.000 le partite IVA che nell'ultimo anno hanno chiuso e 292.000 hanno annunciato delle sofferenze. È un numero enorme, dietro queste partite IVA ci sono persone, collaboratori, fornitori, un indotto, c'è un tessuto, ci siamo noi, c'è l'Italia dietro queste partite IVA. Ecco perché dobbiamo sempre tenere conto che siamo in una bolla che ci tiene un po' protetti, tenuta ferma dalla sospensione dei licenziamenti e dalla cassa integrazione in deroga che in qualche modo argina. Ma un giorno queste due cose verranno tolte, questi due pilastri verranno meno, e noi dobbiamo essere pronti con un piano che abbia un senso, che possa intendere da un lato aperture e programmi di aperture certe, e da quell'altro investimenti che spero che col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possano arrivare in maniera sostanziosa. Ecco, lei ha toccato un tasto in qualche modo dolente. Noi abbiamo ospitato anche gli albergatori di Jesolo la settimana scorsa, e ci spiegava proprio come il fatto dell'insicurezza, dell'incertezza del futuro crei problemi anche nel pianificare l'organizzazione lavorativa, di capire di quante persone c'è bisogno, di come strutturare il tutto, un non sapere quello che accadrà da qui ai prossimi mesi, ma anche semplicemente, ci diceva, il fatto di mantenere, e in qualche modo è più che comprensibile, le varie fasce bianca, gialla, arancione e rossa per intervenire laddove necessario, dove si creino delle situazioni pericolose dal punto di vista dei contagi. Dall'altro penalizza però gli operatori. Parliamo degli operatori del turismo che non sanno se da un giorno all'altro, da una settimana all'altra si troveranno in fascia arancione e quindi dover limitare la propria attività. Non è facile anche dal punto di vista più lavorativo. Sono d'accordo, è difficilissimo, concordo con chi dice che le fasce colore adesso bisognerebbe forse rivederle un po' anche come parametri, perché se dobbiamo avviare un sostanzioso e corposo piano di aperture dobbiamo farlo con la certezza del medio periodo.
Noi non possiamo ogni 7 giorni essere qui il venerdì mattina ad attendere se saremo gialli, arancioni oppure bianchi oppure rossi. È un qualcosa di impossibile che rende impossibile la vita di chi fa ogni giorno impresa. D'altro canto si può capire bene che il virus c'è, colpisce ancora, abbiamo ospedali che sono sotto stress, quindi non possiamo forse fare altro, ma trovare un giusto bilanciamento tra le esigenze sanitarie e quelle ovvie in questa fase, scusi se utilizzo questo termine un po', però ovvie, di aperture, credo sia essenziale. Oggi una persona che ha un hotel, un albergo, ma anche un ristorante, ma anche una palestra, deve sapere che quando apre lo farà sapendo di non chiudere più. Magari potrà cambiare qualcosina in termini di permessi, in termini di restrizioni, di organizzazione, di capienza, di orari, questo sì, ma deve sapere che non chiuderà più, perché sennò è impossibile, cioè è veramente una roulette russa. Allora, noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo a parlare di Recovery Plan, perché l'Italia è stata la prima a presentarlo a Bruxelles, però adesso è fondamentale che questi fondi vengano investiti secondo quelle che è la programmazione del governo. Allora, pubblicità, poi torniamo a parlare di Recovery Plan, poi vi ricordo alle 12:30 la conferenza stampa del Presidente Zaia con tutti gli aggiornamenti sulle vaccinazioni e sui contagi. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in collegamento insieme a noi il nostro Nicola Palumbo, consulente aziendale. Abbiamo fatto un po' il bilancio di queste prime riaperture, però adesso si guarda al Recovery Plan presentato dall'Italia, primo paese europeo, a Bruxelles. Adesso c'è bisogno che questi fondi vengano impiegati laddove è necessario, ma soprattutto è da capire che ricaduta ci sarà sul territorio. Non è ancora ben chiaro quanto di questo tesoro andrà distribuito anche alle regioni e proprio alle realtà locali per andare a sopperire a quelle che sono state le perdite di questi mesi di pandemia. Sì, questo aspetto manca ancora, anche se è un piano comunque fatto bene. Sono 337 pagine con dettagli, con obiettivi, con cifre, con numeri, insomma un piano di un certo peso. Ci sono 6 macro aree di intervento, sono 6 macro aree che incidono su quello che è il breve termine, ma mi sembra soprattutto nel medio-lungo. Per cui è un modo, credo, anche giusto di investire queste enormi risorse che non abbiamo mai avuto, perché sono 70 anni che non arrivano risorse di questo tipo per un piano di riforme così fatto in maniera approfondita. Un aspetto solo, perché poi è veramente ampio e ci vorrebbe molto tempo. Un aspetto solo è quello che mi ha colpito e che forse aspettavo con più ansia, anche se non pare un elemento chiave. È l'intervento sul mondo dello sport. 1 miliardo per impianti, strutture, palestre, per il settore dello sport che da tantissimi anni attende interventi di questo tipo. Oggi ancora dobbiamo svolgere attività sportiva su impianti degli anni 20, degli anni 30, spesso in condizioni non adatte. E lo sport, proprio come aspetto di cultura, deve tornare ad essere centrale nella nostra vita. Per tantissimi anni lo sport è stato un aspetto marginale, si faceva sport e si fa sport così per passare il tempo. In altri paesi non è così. In altri paesi lo sport è scuola, è vera palestra di formazione e vita, ti insegna a rispettare delle regole, a stare con gli altri, a saper perdere, a saper vincere, a saper andare oltre alle difficoltà. Il fatto che si sia stanziata un'importante cifra per ridare slancio agli impianti sportivi, alle strutture sportive e alle associazioni sportive, per me è un passo non da poco, un primo passo, ma che va nella direzione giusta. Ovvio che poi sono tantissimi soldi e bisognerà capire come verranno veicolati tra i vari attori che decidono in Italia, perché è chiaro che questo aspetto manca, lei lo diceva bene.
Anche perché insomma lo sport è uno dei settori, se pensiamo alle palestre e alle piscine, che più sta pagando caro il conto, il prezzo, insieme ad altri, per carità, comparti di queste chiusure. Sappiamo insomma che per il momento le palestre sono chiuse, le piscine potranno riaprire ma all'aperto, per cui con tutte le limitazioni che anche dal punto di vista meteorologico ci sono, per cui è giusto anche avere un occhio di riguardo per lo sport, che poi sport è salute, e quindi in una ottica di combattere virus come questo, sappiamo, ce lo dicono gli scienziati, come una vita sportiva possa aiutare. È arrivato il presidente Zaia, grazie a Nicola Palumbo, buon lavoro, a presto. Grazie a lei. Salve, andiamo Grazie, a Marghera. Chiuda. Grazie. Buongiorno. Siete tamponati? Sì. Accomodatevi, prego. Pronto? Via? Perfetto. Allora, inizierei subito, buongiorno a tutti, inizierei dal bollettino. Allora, i tamponi molecolari sono 5.037.618, i test rapidi sono 4.371.729, il totale sono quasi 9 milioni e mezzo, sono 9.409.000. I positivi nelle ultime 24 ore sono 364, però considerate che siamo sempre al lunedì, quindi il bollettino del lunedì ha sempre i suoi problemi, e i 364 danno sostanzialmente un'incidenza del 3,82%, buongiorno, accomodati, 3,82% su 9.537 tamponi. I positivi sono 413.506 e i 413.000 vi ricordo che sono l'esito di 9.400.000 tamponi che abbiamo fatto fino ad oggi. Questo dal 21 febbraio. Gli attuali positivi oggi sono 21.923, che sempre per amore della statistica vuol dire che metà di questi sono verosimilmente sintomatici e metà asintomatici. Sostanzialmente si pensa, i dati ci dicono che un 5-7% di questi poi viene ospedalizzato. Tant'è vero che 1.391 sono gli ospedalizzati in questo momento, quindi in 2 settimane sostanzialmente abbiamo avuto un calo di 1.000 persone ricoverate, e 1.391 sono rappresentati da 1.208 in area non critica, -1, e 183 in area critica, in terapia intensiva è +1. Gli attuali ricoverati nelle terapie intensive del Veneto sono 451, che sono la somma dei 183 più i 268. Considerate che il nostro dato viaggia sempre dai 250 ai 300 in terapia intensiva non Covid, vedete sono 268 oggi. Questo vuol dire che è un dato già a regime, visto e considerato che abbiamo riaperto le attività ospedaliere, quindi non è un dato che è falsato dalle restrizioni delle attività. Totale dei morti 11.369, più 4 decessi nelle ultime 24 ore. E i dimessi, cioè curati nei nostri ospedali, sono al momento 20.571. Allora, come vi siete accorti, abbiamo sicuramente un calo importante dell'infezione, lo si vede anche nella curva dell'infezione. C'è da dire che però da un po' di giorni, i numeri sono in calo, ma non un calo così importante, nel senso che vediamo, se voi valutate la curva delle terapie intensive, che adesso io non ho qui, lo dicevano appunto anche stamattina in riunione, la curva della terapia intensiva è una curva che decresce, si vede l'andamento
è assolutamente un andamento importante, però vedete -1, +1, -3, insomma abbiamo per ora non c'è una fase di stallo e quindi di plateau nelle proiezioni, non c'è neanche nell'algoritmo, cioè l'algoritmo ci dice comunque che continuerà il calo. Dopodiché, ripeto, la sfera della verità, ve lo dico sempre, non sarà in mano a nessuno, perché le infezioni hanno esordi a volte imprevedibili e quindi, come è accaduto nel corso di questi 15 mesi ormai, perché marzo, aprile, maggio, 15 mesi di storia del Covid ci ha insegnato che tutto è possibile, anche perché i cambiamenti repentini della curva dell'infezione sono stati spesso una costante del Covid. E siamo in una fase nella quale bisogna assolutamente invocare la massima attenzione e non abbassare la guardia, ma questo lo diciamo sempre. Gli esperti ci dicono che la buona stagione dovrebbe aiutarci per un po' di fattori, primo tra tutti del fatto che c'è più arieggiamento dei locali, perché le temperature sono cambiate, perché comunque ci sono i raggi ultravioletti che, fra virgolette, pesano di più in questa fase, diciamo, primaverile estiva, perché comunque si vive di più all'aperto e questo dovrebbe aiutarsi, ma non è, diciamo, il salvacondotto per non portare più la mascherina, per non occuparsi dell'igiene delle mani e in particolar modo per evitare gli assembramenti. La vera preoccupazione sono gli assembramenti, quindi non è che uno non deve andare al bar o al ristorante, però lo deve fare sicuramente attento, in maniera attenta, evitando di esporre se stesso e quindi di conseguenza anche gli altri eventuali contagi. Il virus c'è ancora, perché quando tu hai 364 persone positive, vuol dire che 364 persone sono sottoposte a tampone ed è il risultato della loro positività. Il dato delle ultime 24 ore dei vaccini è dei 37.000 vaccini. Siamo penso sopra il target, quanto? 8.000, 9.000, 10.000, roba abbondantemente sopra il target. Considerate che siamo in assoluto quelli che performano meglio rispetto ai target nazionali. Il totale dei vaccini somministrato fino ad oggi è 1.750.522 dosi. 1.750.522 dosi. 25.000. Ecco, 25.000, quindi siamo 12.000 dosi sopra il target fissato. E abbiamo in magazzino da stamattina disponibilità, che ovviamente noi daremo fondo al magazzino. La disponibilità di oggi è esattamente di 275.000 dosi, 3,56. Considerate che noi abbiamo un potenziale adesso possiamo arrivare fino a 50.000 prenotazioni e quindi somministrazioni al giorno. Considerate che di tutto questo noi, visto considerato che da lunedì prossimo noi avremo 201.000 dosi a disposizione, noi questa settimana diamo fondo al magazzino, dovremo accantonare un po' di vaccini, soprattutto sul fronte AstraZeneca, per le seconde dosi. Vi ricordo che adesso siamo entrati nei richiami, nella fase dei richiami, quindi se prima, diciamo, davamo fondo al magazzino di AstraZeneca, adesso dobbiamo accantonare, perché ci sono i famosi 3 mesi, ci siamo arrivati. E faccio appello soprattutto alla categoria 60-69, perché chi vuol farsi il vaccino provveda a prenotarsi. I posti ci sono anche nel breve, anche domani ci sono dei posti. E faccio appello per questo, perché se ci fosse necessità, o meglio vediamo che non riusciamo a ottenere almeno 40-45.000 dosi al giorno con la categoria diciamo oggi titolata a prenotarsi, dovremmo aprire alla categoria che li segue, che è quella dei 50-59 anni, proprio per evitare che lo sforzo vaccinale non venga reso vano dal fatto che non ci sono prenotazioni sufficienti. Quindi veramente appello di provvedere a iscriversi, perché i posti ci sono e abbiamo intenzione di fare anche veloci nelle prenotazioni. Se vi interessa un ultimo dato, visto considerato che se ne parla
spesso, vi dico che la popolazione degli over 80 è vaccinata con almeno una dose per il 96,7%. I 70-79 hanno passato il 72,4% e i 60-69 abbiamo recuperato in un giorno un altro 10%, siamo al 30%. Un giorno, insomma, in 2 giorni. 30,4%. Disabili il 67% e vulnerabili il 58%. Dopo vi verrà inviato il bollettino. Basta, io non ho altro da aggiungere su questo tema. Se avete domande, prego. Esatto, Pietro Belli del Fatto Quotidiano, Bonet, Giacomo Serranzano. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Prima di tutto segnalazioni e considerazioni sul weekend, gli assembramenti, affollamenti in varie città italiane ci sono state, ha un feedback della situazione veneta, le hanno segnalato? Ma no, li avete visti anche voi, c'è attenzione, massima attenzione, non calare la guardia, non abbassare la guardia, perché poi i dati, le curve sono sempre imprevedibili, no? Ce l'abbiamo visto con la curva dell'infezione. Cioè non ci sono particolari osservazioni, cioè, bisogna avere coscienza che il virus c'è ancora. La campagna vaccinale ci sta aiutando, però siamo ancora alla categoria over 60, quindi significa che dobbiamo mettere in sicurezza intanto queste fasce di età che vanno dai 60 anni in su, quindi gli over 60. Ricordo che le donne sopra i 75 anni e i maschi sopra i 65 anni sono le categorie più a rischio per il Covid ad oggi. Ecco, un'altra domanda. Prima fuori sul piazzale c'è stata una conferenza stampa dell'opposizione e vediamo qui per la prima volta in sala tra il pubblico consiglieri di opposizione. In conferenza stampa ci hanno detto che depositeranno una richiesta di istituzione di commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia nella seconda ondata. E il loro auspicio è che lei aderisca all'istituzione di questa commissione, dando così alla maggioranza. Guarda, intanto non ci siamo mai rifiutati di attivare le commissioni d'inchiesta. Ricordo che ce n'è una, anzi lancio anch'io un'altra proposta, ce n'è una che abbiamo istituito sulle case di riposo che è lettera morta, perché poi è finita l'amministrazione. Si faccia in modo di metterle assieme tutte e due, o se ne facciano 2 distinte, a me non cambia niente, insomma si decida. Fra l'altro la commissione d'inchiesta, voglio ricordare, che è governata da un esponente dell'opposizione, per cui c'è la massima garanzia. Decidano in consiglio di metterle assieme tutte e due, a me sembra una roba più logica, decidono di farne 2, noi non abbiamo mai rifiutato l'istituzione della commissione, punto. Cioè a me, posso anche dirlo fino in fondo, non è una sorpresa, mi sembra che è il minimo che poteva scaturire questo dibattito, no? L'importante è che si facciano però le commissioni, che si chiudano come è stato fatto per i FAS, che si chiuda con un verbale, che poi si manda alla procura in maniera tale che anche le istituzioni dello Stato siano informate delle risultanze delle commissioni. Però ripeto, c'è quella sulle case di riposo che è ancora lì. È scaduto, non so chi era il Presidente? La Presidente Zotis. E noi abbiamo chiesto tra l'altro al Consiglio e alla Commissione che vengano rese pubbliche o quantomeno come delle commissioni quelli che hanno i risultati, proprio come relazione, essendo stata segretata come... Non ne so nulla, è Presidente vostra, quindi nel senso che per me va ben tutto. Altro? Comunque insomma lei è favorevole sostanzialmente. È inutile anche, perdonami, è inutile anche continuare a tirar fuori questo discorso, non ci siamo mai opposti all'istituzione di commissioni. Va bene, grazie. Prego. Allora avevamo Pietro Belli, Giuseppe. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo chiederle, avrei 2 o 3 domande. Primo, quante volte è andato in Consiglio regionale a riferire sul problema Covid? A dicembre mi sono collegato. E lo ritiene sufficiente alla luce degli 11.369 morti che ci sono stati? Infatti ci andiamo domani, ci hanno chiesto di andare.
Ma domani andrà in consiglio o andrà in commissione? In commissione, in consiglio, cioè incontro i consiglieri. Seconda domanda, oggi in questa conferenza stampa l'opposizione ha posto un problema di agibilità democratica nella gestione della Regione Veneto. Cosa vuol dire? Segnatamente da parte sua vuol dire che non c'è risposta alle interrogazioni consigliari da parte dei consiglieri, non c'è risposta alle richieste di accesso agli atti, non c'è comunicazione, come si aspetterebbero le minoranze da parte del Presidente o dell'assessore, della gestione della pandemia. Quindi non c'è una risposta, diciamo, politica, non solo tecnica. Prego. Allora, a me risulta che molte interrogazioni ne arrivano a centinaia, sono state risposte, quindi ci può essere che ci siano dei ritardi su alcune interrogazioni, ma comunque vengono puntualmente e nel limite del possibile risposte. La sottoscritta, come in quanto assessore alla sanità, è andata in 5ª commissione in audizione ogni volta che è stato chiesto. Quindi mi sembra insomma che quando sia stata chiesta la mia presenza in 5ª commissione in audizione su varie questioni sono sempre andata, anche con i tecnici che hanno relazionato rispetto a varie tematiche che venivano poste. No, sa perché ho posto la domanda? Perché prima il consigliere, il portavoce ha parlato di 200 interrogazioni presentate a cui sia stata data risposta soltanto a 81 e con un grande ritardo, una media di 78 giorni di ritardo. E di queste erano segnatamente 99 sulla pandemia, a cui è stato dato il 40% di risposte. Se ci fate una richiesta scritta riusciamo anche a darvela puntualmente, cioè non lo so, cioè nel senso che... Bravo. No, è sulla domanda di agibilità democratica al Presidente. Siamo in democrazia, l'agibilità c'è per tutti. L'ultima domanda sarebbe questa. Il 18 settembre lei ha dichiarato questo. In Veneto siamo circa un mese, tanto per contestualizzare, dopo la proposta del dottor Rigoli dei tamponi rapidi, all'epoca era microbiologia a Treviso, che ha dato il via alla prima fornitura di 10.000 tamponi. Lei aveva dichiarato un mese dopo e circa un mese prima dei risultati di Crisani. In Veneto abbiamo fatto molte prove doppie, sia con il tradizionale che con il rapido, e i risultati si sono rivelati affidabilissimi. Può confermare questo? Cioè, posso confermare che le microbiologie del Veneto hanno confermato questo. E alla luce poi di quello della famosa circolare del 4-5 gennaio del Ministero della Sanità e alla luce poi della lettera della dottoressa Russo che dava indicazioni dei molecolari per i dipendenti sanitari, cosa ne pensa? Cioè si è rivelata fallace quella sua previsione? No, guarda, domani ci saranno i tecnici che parleranno di questi aspetti che riguardano i tecnici. Direi che sarebbe ora di iniziare a non far credere ai cittadini che gli amministratori decidono che tamponi comprare e a chi farli fare. I tecnici saranno a disposizione domani, quindi i consiglieri potranno fare tutte le domande che vogliono. Di certo io non rispondo a domande come questa dove non sono stato io a decidere i piani nazionali, la distribuzione ai medici di base e tutti questi temi qua. Cioè, ci sarà la dottoressa Russo che spiega anche questi aspetti. No, scusi, io gliel'ho fatta la domanda e lei dice non rispondo, perché quella dichiarazione lì l'ha fatta lei. Sì, e non ti ho detto di sì, ma anche evidentemente non mi ha ascoltato. Ti ho detto per quello che ci hanno riferito le microbiologie del Veneto. Ho risposto alla domanda. Pietro, scusa, Giuseppe, posto? Bene. Bone, Giacomuzzo, Vanzan. Sì, Presidente, buongiorno. Allora, solo per chiarire rispetto a questa richiesta di commissione speciale, quindi lei non la firma, però dà mandato alla sua maggioranza di non votare contro. Adesso, per carità, è la quarta volta che me lo chiedete stamattina. Io ho detto che noi non siamo contrari all'istituzione. Se me ne trovate una che ho firmato in 10 anni, che adesso non venga fuori Zaia non firma perché vorrebbe dire essere anche di poco di buono.
perché io non firmo neanche le interrogazioni che mi propongono i miei consiglieri o le mozioni, proprio per un fatto di rispetto nei confronti del Consiglio, perché poi il Presidente ne firma alcune, altre no, comincia a entrare nel merito, quindi ho fatto sempre questa scelta. Ma che ci sia riserve sul fatto dell'istituzione della Commissione, decisamente no. L'unica roba che ho firmato io in Consiglio sono le leggi che a ogni inizio legislatura ho presentato a nome mio. Andate a controllare se ne trovate una. E non è neanche un problema l'istituzione di una commissione. Va bene. Poi anticipiamo in questa sede una serie di obiezioni che verranno poste domani, credo, in Commissione Sanità. Una di queste riguarda il tema della scelta tecnica e la scelta politica, nel senso che lei ci dice, l'ha detto spesso, insomma, che si è rifatto alle indicazioni che riceveva dai tecnici rispetto alle scelte di politica sanitaria regionale. Queste scelte però poi si sono tradotte in dei piani di azione contro la pandemia che lei ritiene essere questa una scelta politica o una scelta tecnica? Mi spiego più nel dettaglio. La scelta, per esempio, che viene contestata dai consiglieri di opposizione, e sarà l'obiezione che le faranno domani, di utilizzare i test rapidi negli ospedali e nell'RSA, lei la ritiene una scelta prettamente tecnica o una scelta anche di natura politica? Ma noi non abbiamo gli strumenti per fare una scelta su dove utilizzare i tamponi. Cioè, domani avrete la risposta da chi ha proposto queste come si può dire, queste modalità, si è confrontato, ma io capisco che voi fate fatica a dimostrare che noi abbiamo scelto tutto, però guardate, noi siamo disposti ad andare al vedo finché volete. Domani venite in commissione, sentite i dirigenti e poi ognuno trarrà le proprie considerazioni. Cioè, rovescio la domanda. Se ci fosse un'area di discrezionalità nel fare ogni 4 giorni, ecco, l'unica roba che noi abbiamo detto sicuramente è sempre fate più tamponi che potete, questo l'abbiamo sempre detto, e fateli in maniera più ravvicinata che potete. Se ci fosse un'area di discrezionalità su una scelta del genere, se rovesciamo la visione, vorrebbe dire che noi potevamo anche, secondo voi, decidere di non fare diagnostica, di non attivare i tamponi rapidi, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè che c'era il mondo intero che li utilizza e l'Italia compresa. Il dibattito c'è qui, bene, lo facciamo qui. Bonet? Però per rispetto del Consiglio direi anche che sarebbe giusto aspettare la commissione di domani. Va bene, grazie. Prego. Giacomuzzo e Ranzà. Signor Presidente, una delle accuse che viene mosse dalle opposizioni è il fatto che si è creato un clima aspro davanti alle indicazioni mosse da loro. È piovuta una pioggia di critiche anche pesanti da parte della sua opposizione. Lei ravvede questo clima così teso qui in Regione tra maggioranza e opposizione? Si sente in parte responsabile di questa chiusura, forse anche non passando spesso in Consiglio regionale, peraltro una prassi che aveva anche già nei suoi precedenti mandati, intendo dire, non è una cosa che è iniziato adesso con... Ma guarda, c'è dibattito al sale della democrazia, dopodiché penso anche che siamo davanti a delle persone che a marzo dicevano che avevamo tolto terapie intensive, quindi eravamo in difficoltà per quello, marzo 2020, e esattamente un anno dopo avevano detto che avevamo gonfiato i numeri delle terapie intensive. Domani ci sarà il dottor Rosi e l'ingegner Fattori che mostreranno i numeri e i piani che hanno fatto loro, che non le ha fatte Luca Zaia o Manuela Lanzarini, perché non abbiamo né la professionalità, tantomeno la competenza per fare questi piani. Non avete la professionalità, però loro dicono davanti ad uno studio, quello di Crisanti, che metteva in dubbio i tamponi davanti a una denuncia fatta da ANAO: non usate questi tamponi nell'RSA, non avete cercato giustificazioni tecniche tali da poter consentire un cambio di rotta, perché avete acquistato sempre tanti tamponi rapidi di prima e seconda generazione più della terza. Domani chi ha fatto gli approfondimenti ne parlerà. E poi avevo altre due cose che riguardavano non la questione. La prima riguarda la situazione epidemiologica, e cioè l'aumento di casi. La situazione
si diceva ieri del tracciamento è abbastanza buona, nel senso che non è sotto pressione, però ci sono delle zone, in particolare dell'Alto Vicentino, che ne stanno risentendo pesantemente, nel senso che comunque ci sono dei cluster. Ad oggi la situazione non è cambiata solo nell'Alto Vicentino, che poi erano quelle zone che erano state colpite anche nelle altre ondate, oppure ci sono altre zone di pressione? Non ci risulta, a meno che non abbiate voi notizie che noi non abbiamo. Al momento no. L'ultima cosa, campagna vaccinale, Figliuolo anche stamattina da dove era nel Lazio, e cioè da fare inaugurazione di nuovi punti vaccinali, parla di una nuova priorità nella campagna vaccinale, cioè una volta finiti i disabili e i fragili, via liberi tutti, pare di capire, insomma. Questa, che lei sappia, è un ordine, nel senso che diventerà un decreto, una circolare ministeriale? No, non ho la più pallida idea, ce l'avete già chiesto. Pensavo avesse novità. No, non abbiamo la più pallida idea, però è pur vero che finché non abbiamo vaccinato gli over 60, secondo me è un errore non mettere in sicurezza tutte queste fasce d'età, quindi sopra i 60 anni è bene che li mettiamo in sicurezza. Lo vediamo comunque nei dati epidemiologici e anche in quelli sanitari, dove abbiamo da un lato nella curva dell'infezione, dall'altro nei ricoveri comunque diciamo, il calo vistoso da parte di quelle categorie che sono già state vaccinate. Vi faceva l'esempio il dottor Rosi degli 8 ingressi di over 80, ma sono esattamente cosa mai vista, nel senso che gli over 80 rappresentavano, diciamo, il cuore dell'infezione prima delle vaccinazioni. Oppure i cluster ospedalieri dove abbiamo vaccinato, perché non ci sono più. Dopodiché immagino che le indicazioni debbano avvenire sotto stretta vigilanza del Comitato Tecnico Scientifico. E poi voi sapete che c'è un grande confronto rispetto anche a chi vaccinare, perché c'è chi dice liberi tutti dopo aver vaccinato i 60enni, c'è chi dice scendiamo per categorie, per fasce d'età, c'è chi dice iniziamo invece dai più giovani, perché possono essere loro che garantiscono la circolazione del virus. Quindi è fondamentale un'espressione del Comitato Tecnico Scientifico. Posto? Alla Manzano. Volevo dirvi fra l'altro, quello del comitato, oggi doveva venire il professor Palù, ma è stato impegnato, quindi settimana verrà, così vi dà ultimi aggiornamenti rispetto a questo. Prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Tornando appunto alla questione delle fasce di età per le vaccinazioni, lei prima ha rivolto nuovamente l'appello alla fascia dei 60-69 anni. Se questi non si prenotassero, non aderissero in maniera massiccia come voi vi augurate, aprireste prima per i cinquantenni? C'è una data? No, ci siamo dati ancora qualche giorno per vedere l'andamento, il che non vuol dire, attenzione, che gli over 60 non si stiano prenotando. Il problema è che se la prenotazione me la vanno a pescare al 19 di maggio, oggi le agende vaccinali sono aperte fino al 19 di maggio, sarà inevitabile che si possano creare degli spazi che noi non possiamo lasciare vuoti nel frattempo. Quindi Presidente, nella tabella che voi ci avevate fornito la settimana scorsa, che prevedeva l'inizio della vaccinazione per i cinquantenni al 31 di maggio, quella sicuramente verrà anticipata. Sarà anticipata. Ma è verosimile che si possa pensare anche a metà maggio, 15-20 maggio. Come inizio, e quindi la prenotazione qualche giorno prima? Sì. Però attenzione, che dobbiamo vedere l'andamento degli over 60. Attualmente sono vaccinati con prima dose oltre il 30%, cioè sono 30,4. Considerate che sono una popolazione di quanti sono? 600.000, se ne facessimo anche 30.000 al giorno, perché considerate che gli altri magari sono richiami, vuol dire già una ventina di giorni farli tutti, ma siccome ne abbiamo già fatte una buona parte, insomma 10-15 giorni dovremo chiuderla sta partita. Sono fiducioso, siamo fiduciosi. Quindi potremmo avere a fine maggio i due binari paralleli, i 60 prima di fine maggio, prima di fine maggio, sì. Okay. Mentre per il libero accesso, come rispondeva prima, attende indicazioni? Attendiamo indicazioni, se non ci sarà noi scendiamo sempre, andremo ai 40-49. Dopo aver fatto i 50-59, e sono peraltro le classi di età più numerose. E c'è il boom Veneto, guardate, ce l'avete qua. La curva nera dà la dimensione della popolazione delle fasce d'età. I 50 sono qui. 800.000 sono.
750.000 e 40.000. 800.000 e 742.000 40.49. Scusi, per ripetere, non ho sentito. 742.000 40-49 anni, 800.000 50-59. Altro, Alda? Volevo sapere se sono arrivate indicazioni o se avete parvenza che ne possano arrivare sul tipo di sieri, cioè se si abbasserà la soglia di età per AstraZeneca e Johnson & Johnson o se resteranno ancora per ora over 60. Over barra raccomandato per gli over 60, perché ricordo che Johnson & Johnson ha una raccomandazione, non è un'imposizione, e quindi il clinico potrebbe anche decidere autonomamente di somministrare anche nell'under 60, però è una scelta clinica. Noi, per evitare qualsiasi dibattito, abbiamo evitato questi passaggi nel piano di sanità pubblica. Altro? Grazie, arrivederci. Ci sono altre domande? A domani, grazie. Buon lavoro. Grazie. Del presidente Zaia, che ha tracciato il bollettino come di consueto dal punto di vista dei ricoveri. Lo guardiamo insieme per capire un po' come sta andando la situazione sul fronte positivi e appunto pressione ospedaliera. Allora, nelle ultime ore rispetto al report di ieri pomeriggio sono 167 i nuovi positivi in Veneto. Complessivamente invece nelle 24 ore si registrano 364 nuovi positivi. Questo naturalmente è una lettura che va un po' considerata in base al giorno. Oggi è lunedì e quindi sapete che nel fine settimana sono meno i tamponi effettuati. Comunque questi 364 nuovi positivi hanno un'incidenza del 3,82% sul numero complessivo di tamponi eseguiti. Per quanto riguarda invece il dato degli ospedali, dei ricoveri ospedalieri, sono 1391 le persone ricoverate in Veneto, numero invariato nelle ultime 24 ore. Perché? Perché va letto così, nel senso che sono 1208 i ricoverati in area non critica, con un ricovero in più compensato però da una dimissione in terapia intensiva. Sono 183 al momento le persone ricoverate per Covid in area critica, 4 invece le persone che purtroppo hanno perso la vita nelle ultime ore, nelle ultime 24 ore in Veneto. Numeri in calo, ha detto il presidente Zaia, ma non in modo così importante, ovvero guardando la curva delle terapie intensive, ad esempio, è una curva che sicuramente decresce, ma decresce non con la velocità che ci si potrebbe attendere, quindi vedete +1, -1, e quindi numeri al momento ancora molto bassi di diminuzione per quanto riguarda naturalmente i ricoveri, perché poi sapete quanto sia importante, lo è sempre stato sin dall'inizio, la lettura proprio della pressione ospedaliera, dei ricoveri, che sono la fotografia immediata della gravità della situazione su un territorio. Si prosegue, va avanti naturalmente la campagna vaccinale, allora anche con il supporto della grafica, lo guardiamo insieme, ecco qui, proviamo ad ingrandirlo un po'. Allora, sono complessivamente 37.000 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime ore, nelle ultime 24 ore in Veneto, 12.000 dosi in più rispetto a quello che è il target fissato dal commissario nazionale. Complessivamente sono 1.750.522 le dosi somministrate in questo momento in Veneto, 1.205.000 le prime dosi e 545.305 le persone veneti che hanno completato il ciclo vaccinale. E questa dunque è la fotografia appunto per quanto riguarda il Veneto. In magazzino in questo momento ci sono 275.000 dosi di vaccino, magazzino a cui verrà dato fondo, ha detto il presidente Zaia, quindi si intende esaurire anche questo magazzino. Tra l'altro è l'indicazione che arriva anche dal capo della protezione civile. Si stanno invece accantonando in via precauzionale le dosi di AstraZeneca,
AstraZeneca per far fronte ai richiami alle seconde dosi. Sapete che man mano che si andrà avanti le forniture di AstraZeneca diminuiranno e verranno utilizzate solo per le seconde dosi, perché scendendo con l'età della popolazione non potranno più essere somministrate, anche se da questo punto di vista, apriamo una parentesi, c'è una nuova indicazione che sta arrivando dal commissario Figliuolo che dice si sta valutando di estendere AstraZeneca alla classe di età inferiore ai 60 anni, questo sulla base degli studi. Ne sto parlando con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA. I vaccini, aggiunge ancora il commissario Figliuolo, vanno impiegati tutti. AstraZeneca è consigliato a determinate classi, ma l'EMA dice che va bene per tutti. Ci sono effetti collaterali, ma sono infinitesimali. Se non impieghiamo tutti i vaccini, il ritmo della campagna non raggiunge gli obiettivi nei tempi prefigurati. Dunque c'è anche questa ipotesi. Tra l'altro il governatore Zaia ha annunciato che il professor Palù sarà ospite in conferenza stampa uno dei prossimi giorni. Continuando appunto per quanto riguarda le vaccinazioni, l'appello è sempre quello, è naturalmente indirizzato agli over 60 perché si vaccinino. È fondamentale che utilizzare le prime date disponibili e che non vi sia poi una confluenza di prenotazioni a ridosso della scadenza. Sapete che le prenotazioni sono aperte fino al 16 maggio, anche se comunque poi sarà sempre per tutti, ci sarà sempre per tutti la possibilità di completare, di essere vaccinato. Per quanto riguarda la popolazione degli over 80, il 96,7% ha ricevuto almeno una dose. Per quanto riguarda gli over 70 siamo a 72,4% di vaccinati e per la fascia 60-69 al momento il 30,4% ha già ricevuto una dose. Le prenotazioni sono aperte, l'importante è appunto prenotare il proprio posto appena possibile. Naturalmente spazio è stato dedicato alle domande dei colleghi in sala stampa, quella che sarà l'audizione domani del Presidente Zaia accompagnato dai tecnici della Regione in quinta commissione per rispondere alle domande relative alla polemica che si è aperta dopo il servizio di report sui test rapidi che secondo l'opposizione sarebbero nell'occhio del ciclone per quanto riguarda la seconda ondata e il numero importante di vittime, di decessi che si sono registrati in Veneto e sarebbe appunto imputabile, stando a quanto dichiarato dalle opposizioni, all'utilizzo di questi test rapidi. Tra l'altro è stato chiesto a Zaia come vede l'apertura di una commissione d'inchiesta per la gestione della seconda ondata. Ha detto non ci siamo mai, ha risposto Zaia, non ci siamo mai opposti e tra l'altro questo non mi sorprende, me lo aspettavo, è il minimo dopo tutto quello che è accaduto. Tra l'altro in conferenza stampa erano presenti anche dei consiglieri dell'opposizione che poco prima dell'inizio della conferenza stampa del governatore avevano anche tenuto a loro volta una conferenza stampa fuori dalla sede della Protezione Civile. Insomma, Zaia ha detto non mi sembra corretto dare troppe risposte su quelli che saranno i contenuti poi di quanto verrà detto domani appunto ai consiglieri. Ricordiamo alle 12 è attesa l'audizione del Presidente Zaia e poi sarà il turno appunto dei vari tecnici. È stato anche annunciata la presenza del dottor Rosi che si è occupato della gestione proprio anche delle terapie intensive per dare il grafico proprio dell'andamento delle terapie intensive durante questa emergenza. Tornando ai vaccini, è auspicabile a metà maggio, tra il 15 e il 20, che si possa aprire la vaccinazione anche per gli over 50 e quindi aprire le prenotazioni qualche giorno prima, e potrebbe anche essere possibile di avere due binari paralleli e quindi avere gli over 60 che mancano all'appello in contemporanea con gli over 50. Questa potrebbe essere un po' l'indicazione
da metà maggio, forse anche prima di metà maggio, che il Veneto potrebbe adottare, salvo che non arrivino comunicazioni diverse. Al momento, ha spiegato Zaia, non ci sono comunicazioni ufficiali, ma da quello che si legge anche dai siti nazionali, già nelle ultime ore il commissario Figliuolo avrebbe così avanzato l'ipotesi che, terminata, messa in sicurezza la fascia d'età degli over 60, si apra alle vaccinazioni di massa e quindi si apra al resto della popolazione per mettere in sicurezza anche la popolazione attiva dal punto di vista lavorativo, delle attività commerciali e non solo, e si possa anche vaccinare a scuola. Questo è un po' il quadro generale. A proposito di vaccinazioni, allora vi farei vedere quello che è il bilancio delle vaccinazioni in questo fine settimana in provincia di Padova con il servizio della nostra redazione padovana. Un weekend da record per la campagna vaccinale padovana, che ha accelerato superando i 9.000 vaccini al giorno. Non si sono fermati il 1° maggio né domenica i 180 operatori sanitari in servizio, compresi i sanitari dell'azienda ospedaliera e i volontari di Croce Rossa e Protezione Civile impegnati nelle 54 linee vaccinali. Numeri della campagna entrata a pieno regime, scrive in una nota il direttore generale ULSS 6 Paolo Fortuna, resi possibili dall'impegno quotidiano degli attori coinvolti, continua Fortuna, una macchina che accelera ed entra a pieno regime. Degli oltre 81.000 posti disponibili per la prenotazione la scorsa settimana ne rimangono ancora liberi. Over 60 e over 70 si dovranno prenotare online, così come disabili gravi, legge 104, e soggetti vulnerabili, caregiver e conviventi di vulnerabili e disabili gravi, mentre per pochi over 80 che ancora non si sono vaccinati l'accesso è libero senza bisogno di prenotazione. E dice Locatelli, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, è ragionevole ipotizzare il ricorso ai richiami trascorso un certo periodo di tempo, ma è difficile stabilirlo in maniera precisa. I dati sono largamente confortanti sui richiami non prima di un anno. Questo è appunto l'intervento del dottor Locatelli in merito alla possibilità che ci sia la necessità di una nuova vaccinazione anche per chi ha fatto la seconda dose. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico ha poi confermato che a settembre si potrebbe partire con la vaccinazione dei bambini e degli adolescenti anche nelle scuole, quello che vi abbiamo detto poco fa. Se tutto andrà nella direzione giusta, con l'approvazione da parte dell'EMA negli studi che fanno riferimento ai piani di investigazione pediatrica, dice il dottor Locatelli, per l'autunno si può pensare di avere a disposizione dei vaccini che possano essere somministrati prima agli adolescenti e poi ai bambini al di sotto dei 10 anni d'età. Il tutto credo possa essere ipotizzabile da luglio in poi, quindi significa, stando a queste previsioni, che si pensi di chiudere con il resto della popolazione entro giugno. Questo almeno da quello che si può ipotizzare se si partirà con i bambini da luglio in poi. Il tutto dipendendo, dice Locatelli, dai tempi di approvazione dell'EMA. Si potrà vaccinare non necessariamente nelle scuole, ma magari coinvolgendo i pediatri di libera scelta, per poi attivare le vaccinazioni nelle scuole alla ripresa dell'anno scolastico. Quanto alla seconda dose di AstraZeneca, che è un po' anche i quesiti che ci vengono posti dai telespettatori, che ci chiedono che cosa accadrà per chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca, c'è stato un parere unanime del Comitato Tecnico Scientifico, dice Locatelli, per il quale non ci sono elementi per sconsigliarla per chi ha ricevuto la prima dose, questo indipendentemente dall'età della persona vaccinata. Quindi chi è stato vaccinato con la prima dose con AstraZeneca, non ci sono elementi tali che facciano supporre che si debba vaccinare poi con un'altra tipologia di vaccino, anche se a meno di 60 anni. Sapete che questa è l'età consigliata per l'Italia, perlomeno è l'età consigliata per la vaccinazione dei 60 anni in su. Arriva poi uno studio del servizio epidemiologico in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, che arriva dall'USL 2 Marca Trevigiana. Eurosurveillance, la rivista che fa capo all'European Center for Disease Prevention and Control, ha pubblicato i risultati della ricerca effettuata dal servizio di epidemiologia dell'USL 2 in collaborazione con il Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità sull'efficacia della vaccinazione anti-Covid. Lo studio ha valutato l'efficacia della
vaccinazione nel prevenire le infezioni da SARS-CoV-2 tra gli operatori sanitari negli ospedali nel primo periodo dopo l'avvio delle vaccinazioni. L'analisi, spiega Mauro Ramigni, direttore del servizio, ha riguardato 6.423 operatori nel periodo gennaio-marzo 2021. I risultati sono molto confortanti, anche se lo studio è stato condotto in un periodo nel quale l'incidenza della malattia era importante e su una popolazione a particolare rischio di contatto con persone potenzialmente infettanti, il vaccino dopo 2 dosi ha mostrato un'efficacia del 95% nel prevenire l'infezione sia sintomatica che asintomatica, e anche dopo una sola dose l'efficacia è stata dell'84%, quindi 95% dopo entrambe le dosi, quindi chiuso il ciclo vaccinale, dell'84% dopo la prima dose. Questo è uno studio che ha riguardato chi è in prima linea nella lotta al Covid, quindi al personale sanitario. Inoltre, a partire da metà febbraio, quando la percentuale di operatori sanitari protetti da 2 dosi o da una dose più un'infezione pregressa ha raggiunto circa il 70%, non si è osservato un aumento di casi Covid tra gli operatori sanitari, nonostante l'aumento del numero di ospedalizzazioni nell'USL 2, quindi dati più che confortanti. Intanto è positiva la collaborazione tra farmacie nel Vicentino e a Regione per aumentare i numeri delle vaccinazioni, un accordo naturalmente rivolto a favore dei cittadini. È il servizio che arriva dalla nostra redazione di Bassano su Federfarma. Sono più di 100 le farmacie vicentine che hanno già manifestato la volontà di aderire all'accordo regionale per la somministrazione delle vaccinazioni. L'intesa sottoscritta da Federfarma con la Regione Veneto prevede che possono essere vaccinati dai farmacisti tutti i cittadini che non presentano particolari fattori di rischio, rispettando l'andamento delle fasce di età indicate dalla Regione. Le farmacie inoltre saranno collegate all'anagrafe vaccinale regionale grazie a un'apposita app. Sono quasi 120 le farmacie vicentine che hanno aderito al progetto della vaccinazione in farmacia. È un risultato importante che va in linea con quello che è la volontà delle farmacie di diventare sempre più presidi territoriali della salute. Siamo riusciti a portare avanti questa iniziativa che in questo stato emergenziale sarà garanzia di tutela, ovviamente, e salvaguardia dei cittadini, e soprattutto centrerà l'obiettivo di avere quei presidi, quei centri vaccinali di prossimità che diventeranno appunto anche le farmacie. Questa possibilità di eseguire le vaccinazioni solo, ovviamente, le classi indicate dal Ministero, dalla Regione, saranno delle vaccinazioni fatte in ambienti sicuri e con dei professionisti, cioè degli operatori sanitari finalmente riconosciuti tali, che sono i farmacisti. Alle farmacie aderenti le ULSS garantiranno i rifornimenti settimanali di Johnson & Johnson e di AstraZeneca, in quanto, come è noto, più facili da conservare. E dunque abbiamo detto che in Veneto il 72,4% degli over 70 ha ricevuto la prima dose, dunque manca ancora un 30%, e così l'ULSS 2 Marca Trevigiana ricorda che mercoledì 5 maggio per i cittadini nati negli anni 1951, 50, 49, 48 e 47 che non abbiano ancora avviato il ciclo vaccinale potranno recarsi senza bisogno di prenotazione per la somministrazione della prima dose nei centri vaccinali, nei punti vaccinali che sono sparsi nel territorio in base naturalmente al comune di residenza. Il principio è sempre lo stesso delle grandi giornate, dei Vax Day che abbiamo imparato a conoscere, si basa sul principio del mese di nascita, quindi per i nati a gennaio l'accesso sarà dalle 8 alle 9, a febbraio dalle 9 alle 10, a marzo dalle 10 alle 11 e così via di seguito fino a dicembre. Quindi per i nati a gennaio dalle 8 alle 9, poi a seguire per i mesi successivi per le classi dal 51 al 47 che non abbiano ancora ricevuto la prima dose. L'US 2 anche
Sottolinea che nel caso di marito e moglie, entrambi 70-74 anni ma nati in mesi diversi, potranno recarsi alla vaccinazione congiuntamente nella fascia oraria di uno dei due, quindi si andrà incontro anche alle esigenze familiari. Lo ricordiamo, accesso diretto senza prenotazioni per i nati in questi anni, quindi 70-74 anni della Marca trevigiana. E adesso torniamo alla cronaca di queste ultime ore. Abbiamo discusso a lungo con il sindaco di Verona di quanto accaduto venerdì sera in piazza Bra, ma continua naturalmente a far discutere quanto invece è accaduto ieri pomeriggio a Conegliano. E allora sentiamo quelle che sono le parole, la dura critica condanna da parte dell'ex sindaco di Conegliano Fabio Chies, che chiede un tavolo di ordine pubblico e l'introduzione del DASPO urbano per i soggetti pericolosi. Penso che siano immagini che non rappresentano il nostro territorio e sono immagini che non possono assolutamente esistere. Chiederò al commissario, da cittadino ma soprattutto da politico, di riunire tutte le forze dell'ordine e istituire un tavolo facendo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, cioè il DASPO urbano per tutte quelle persone che per esempio nella zona del Biscione non si comportavano bene e sono state espulse. Questa è la strada maestra, queste persone vanno allontanate quanto prima, anche perché si sono permesse in pieno giorno, con famiglie presenti nel centro della città, di fare un'azione punitiva che avrebbe potuto coinvolgere anche altre persone, e veramente sono cose che non siamo abituati a vedere e non vogliamo abituarci a vedere sul nostro territorio. E a proposito di cronaca, c'è anche un aggiornamento per quanto riguarda Veneto Banca. Il processo a carico di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, rimarrà di competenza del Tribunale di Treviso e non sarà trasferito come richiesto dalla difesa a Trento. L'ha deciso oggi il collegio giudicante presieduto da Umberto Donà. Gli avvocati dell'imputato, che deve rispondere di ostacolo alla vigilanza, falso in prospetto e aggiotaggio, avevano chiesto che il fascicolo fosse trasferito ad un altro distretto di Corte d'Appello a causa della presenza tra i magistrati veneziani di soggetti detentori di titoli della ex Banca Popolare, andata in dissesto nel giugno 2017 e rilevata nelle sue componenti sane assieme alla Banca Popolare di Vicenza da Intesa San Paolo. Tra le ragioni che hanno indotto al rigetto l'assenza di azioni legali contro l'attuale imputato da parte dei magistrati danneggiati dall'azzeramento dei titoli in loro possesso. Il Tribunale ha anche escluso Intesa San Paolo da responsabilità civili come richiesto da più legali dei soggetti danneggiati, così come non ha ammesso circa 300 parti civili rappresentate da risparmiatori che nella primavera del 2017 aderirono all'offerta pubblica di transizione proposta da Veneto Banca ai clienti che si videro azzerare il valore di azioni e obbligazioni. In quelle circostanze l'istituto offrì un risarcimento del 15% del valore perduto a fronte dell'impegno a rinunciare ad iniziative giudiziarie. Il processo riprenderà lunedì prossimo secondo una scaletta di udienza settimanali che dovrebbe portare alla conclusione del dibattimento a metà luglio. Questo dunque è l'aggiornamento per quanto riguarda Veneto Banca. Adesso altre due notizie di cronaca. Dal veneziano: ruba in chiesa per mancanza di lavoro e una famiglia da mantenere, ma lo stesso parroco e i carabinieri che lo avevano arrestato lo hanno aiutato a trovare un lavoro. La vicenda arriva da Caorle, in provincia di Venezia. Il giovane padre di famiglia di 23 anni si era reso responsabile di 14 furti di denaro dalle cassettine delle offerte nello storico santuario della Madonna dell'Angelo, nel Duomo e nella chiesetta di Santo Stefano. Lo ricordiamo, siamo a Caorle, per un totale di circa €1 migliaio. I carabinieri, visionando i filmati del sistema di videosorveglianza dei 3 luoghi di culto, hanno scoperto che a rubare era sempre la stessa persona, quindi sono risaliti alla sua identità. L'uomo è stato bloccato all'uscita di una chiesa con circa €100 e l'attrezzatura per il furto, composta da un nastro bioadesivo che era stato inserito nelle fessure delle cassettine per sfilare, attaccando al nastro adesivo, le banconote. Arrestato per furto aggravato, il 23enne ha adotto come motivo dei furti la necessità di mantenere la propria famiglia. Con l'aiuto del parroco di Caorle, don Danilo Barlese, che aveva sporto denuncia per i furti, è stato aiutato a trovare un impiego attraverso il comune in uno dei ristoranti
abitanti del centro storico. È dunque una notizia che finisce, una notizia di cronaca ma con il lieto fine. E invece purtroppo una tragedia che si è consumata in serata ieri a Camisano Vicentino. Una giovane è morta in un incidente tra due auto, nell'urto un automobilista è rimasto gravemente ferito e un altro in maniera lieve. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza i due mezzi e estratto da una BMW dal quale si era sviluppato anche un principio di incendio la giovane donna. Nonostante i soccorsi, il medico del SUEM non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'autista gravemente ferito è stato trasportato in ospedale, ferito come detto in maniera più lieve. L'altro automobilista è finito con l'auto fuori strada e ugualmente trasferito in pronto soccorso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza. E tornando all'emergenza Covid, l'emergenza sanitaria, ne abbiamo parlato anche con i dati, poi c'è naturalmente l'emergenza economica. Per il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, a proposito del recovery plan, la priorità, ha spiegato, va all'edilizia scolastica. Ci servono, ha spiegato, 34 milioni di euro per scuole più sicure. La scuola, l'edilizia scolastica, abbiamo un piano che manca di essere finanziato per altri 34 milioni di euro all'interno di un piano da circa 54. Se avessimo la possibilità di gestire questi soldi, noi siamo pronti per far sì che il sistema scolastico secondario di secondo grado in provincia di Treviso sia sicuro, sia efficiente sotto il profilo energetico, confortevole. Gioca la carta dell'edilizia scolastica il presidente della provincia Stefano Marcon nei giorni in cui il recovery plan italiano è stato trasmesso a Bruxelles in attesa del via libera definitivo, una partita da 248 miliardi di euro, risorse destinate anche ai singoli territori. È qui che il Sant'Artemio vuole incidere. Ci dicono che 81 di questi miliardi dovrebbero essere governati direttamente dagli enti locali, mi ripeto, regioni, città metropolitane, province e comuni. L'auspicio è che tutti gli enti possano godere direttamente di questi fondi e che non passino attraverso meccanismi di vecchia impostazione, chiamiamola così. La formula per Marcon è quella della gestione diretta anche da parte delle province sui temi di stretta competenza. Tra questi non solo l'edilizia ma pure il trasporto scolastico, fronti che la pandemia probabilmente ha cambiato per sempre. Ci saranno dei trasporti più sicuri, alcuni provvedimenti rispetto a sanificazioni o cose manterremo, insomma una linea di sicurezza migliore rispetto a quando la pandemia non c'era. Trasporti che per il presidente della provincia sono già a prova di Covid. Da noi per esempio hanno fatto degli interventi in AS di controllo negli autobus e non sono stati trovati elementi di contagio, tracce del virus non sono state trovate. Quindi io spero e auspico che prendano a modello quel che di buono abbiamo espresso sul trasporto pubblico locale, mi riferisco a questo, anche per altre realtà provinciali, perché aiuterebbe ad arrivare ad una situazione di normalità con tanta sicurezza in più. Agitando delle mutande con valigie simbolo dei viaggiatori e mostrando un grande striscione bianco con la scritta blu, Porto uguale vita, Venezia uguale porto, oggi a Venezia sono scesi in campo per chiedere a gran voce lavoro in crisi da Covid gli addetti delle categorie che trovano occupazione nei servizi portuali e nel turismo legato allo scalo lagunare. La manifestazione con distanziamento e tutti rigorosamente con mascherina è stata voluta dal gruppo Venezia Lavoro e ha portato gli aderenti prima nel centrale Campo Santo Stefano e poi nel vicino Campo Maurizio, a 2 passi dalla prefettura. Lo slogan scandito ripetutamente è stato "Siamo in mutande, vogliamo lavoro" e poi "È il momento di dire sì al turismo". Siamo simbolicamente al funerale del porto, hanno detto, non siamo solo lavoratori della crocieristica, siamo persone che vivono a Venezia e la fanno vivere. Significativa la valigia di cartone portata da una signora dove era scritto "Lavorare al porto per abitare a Venezia". Tra i lavoratori molti gli addetti al trasporto bagagli, ma anche hostess di terra, guide e accompagnatrici turistiche. Insomma, il mondo del turismo veneziano in tutte le sue forme che oggi è sceso in piazza a protestare. E tra l'altro
Vediamo se riesco a recuperare il post dell'assessore regionale al turismo Federico Caner in merito a quella che è una sorta di richiesta che arriva ai paesi europei dall'Unione Europea per far ripartire il turismo e quindi di rivedere in qualche modo quelle che sono le misure restrittive. Eccolo qui, possiamo vederlo anche in onda. Questo è il post dell'assessore Federico Caner. Covid. Unione Europea propone allentamento delle restrizioni viaggi per turismo. La Commissione Europea ha proposto agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi per il turismo nell'Unione Europea per tenere conto dei progressi nelle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale. Gli Stati membri potrebbero consentire l'ingresso nell'Unione Europea per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l'ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall'UE. Inoltre, sempre la Commissione ha proposto di innalzare, in linea con l'evoluzione della situazione epidemiologica in Europa, la soglia relativa al numero di nuovi casi Covid-19 utilizzata per determinare un elenco di paesi da cui dovrebbero essere consentiti tutti i viaggi. Il commento dell'assessore Caner, una proposta di buonsenso, scrive anche alla luce della rinnovata spinta della campagna vaccinale che in Veneto, grazie alla macchina instancabile della sanità, procede a ritmi spediti. Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, poi è necessario che le attività di ristorazione e del mondo del food, che sono parte integrante dell'offerta turistica regionale, possano essere messe nelle condizioni di operare al meglio. Questa dunque è la richiesta, vedremo come sarà accolta dai singoli paesi europei e naturalmente anche dall'Italia. Abbiamo letto prima della protesta degli operatori del terrorismo veneziano, a partire dagli operatori impiegati nel sistema portuale. Il settore privato dei trasporti continua a vivere una crisi profondissima. Solo nella Marca, oltre a tassisti e noleggio con conducente, ci sono 50 imprese di autobus operator, circa 800 gli addetti. Chiedono iniziative specifiche per l'intero comparto. C'è chi era specializzato in gite scolastiche, chi nell'accompagnamento dei turisti tra alberghi e aeroporti, chi ancora in tour e pellegrinaggi. Proprio per questo doppio legame con il turismo, gli operatori del trasporto privato della Marca chiedono di rientrare nei provvedimenti del governo a sostegno della filiera turistica, un passaggio indispensabile per progettare il ritorno alla normalità. Far capire che effettivamente anche la nostra tipologia di lavoro dovrebbe rientrare all'interno di tutti quei ristori che sono previsti per la filiera del turismo. A oggi, denunciano dalla Confartigianato, non sono previste misure compensative ad hoc per un comparto che chiede anche l'abolizione della tassa di circolazione, bandi dedicati e un tavolo permanente regionale. Nella sola Marca sono 50 gli autobus operator per oltre 600 mezzi, 74 noleggi con conducenti, 61 tassisti. L'unica boccata d'ossigeno è arrivata dalla collaborazione con Provincia e MOM per il trasporto di studenti, nonostante le regole sulle capienze siano cambiate più volte. Anche per questo Confartigianato chiede di programmare già da ora il nuovo anno scolastico. Mi auguro che per la ripartenza di settembre quest'estate si possa lavorare in maniera un po' più calma e anche più proficua per poter organizzare i servizi al meglio e garantire una certa continuità. È il momento adesso fermarci per una breve pausa pubblicitaria, prima però il meteo, tra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica inizia gradualmente ad aumentare, migliora il tempo rispetto al weekend, ma sarà possibile ancora qualche disturbo. Vediamo allora nel dettaglio la situazione. Sul Veneto la grafica di lunedì 3 maggio ci mostra uno scenario di bel tempo ed in effetti la giornata sarà all'insegna di una maggiore stabilità con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però sui settori montani e pedemontani non si escludono degli acquazzoni che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 20 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qualche residuo piovasco a ridosso dei rilievi, per il resto più sole. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 17 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole un po' su tutta la regione, tempo asciutto e stabile con cielo velato. Temperature minime sui 7 gradi, massime fino ai 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. E rieccoci in diretta con la nostra edizione. Abbiamo parlato di tanti comparti in crisi a causa del Covid ed è significativo il dato che arriva dalla CGIL di Treviso sulle domande per il reddito di emergenza. La provincia di Treviso prima in Veneto per numero di richieste. Sono state, allora, nel solo mese di aprile si sono registrate 4.300 pratiche per quanto riguarda l'ISEE, e quindi è un numero significativo che, sapete, l'ISEE è necessario per il reddito di emergenza, ma anche ad esempio per l'assegno unico per i figli. Allora, intanto bisogna dire che è stato concesso dal governo un mese in più per richiedere le nuove quote del reddito di emergenza. Il ministro del lavoro ha infatti differito dal 30 aprile al 31 maggio il termine di presentazione delle domande per le mensilità di marzo, aprile e maggio. Un beneficio, ed eccoli qua i dati, che solo agli sportelli delle sedi CGIL trevigiane è stato già richiesto da ben 856 nuclei familiari, una cifra pari al 30% delle circa 2.500 pratiche istruite dalla CGIL nel territorio regionale, che secondo le rilevazioni della Camera del Lavoro colloca la Marca in prima posizione per numero di domande tra le province del Veneto. Numeri che, come detto, si accompagnano all'aumento esponenziale delle richieste per l'ISEE, che nel primo quadrimestre 2021 sono già 16.555 istruite dalle 17 sedi CAF CGIL, delle quali 4.286 elaborate nel solo mese di aprile. Rispetto ai primi 4 mesi di un anno fa, sono quasi 6.000 le pratiche ISEE in più gestite dal centro autorizzato di assistenza fiscale della CGIL nella Marca. Numeri che fotografano la grave situazione che tanti cittadini stanno vivendo causa Covid, tante le realtà interessate, ferme o ridimensionate a causa delle misure restrittive. E tra queste ci sono quelli che sono i parchi permanenti, quei luoghi che regalano giornate di divertimento, di passatempo per i più piccoli, ma non solo, anche per i più grandi, che però sono un po' che richiedono gli assembramenti, perché insomma nonostante gli spazi aperti molto spesso insomma in tempi normali vedono molte persone insieme, che quindi hanno una limitazione nelle riaperture. E che riaperture saranno? E allora lo chiediamo a Luciano Pareschi, consigliere del Parchi Permanenti Italiani. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, che riapertura sarà? Prego. Che riaperture saranno? Ma non riusciamo sinceramente a capirci nulla. Innanzitutto devo dare i numeri del nostro settore dei parchi. Sono 230 parchi in Italia che fatturano circa 2 miliardi con 60.000 lavoratori tra diretti e indiretti. Quindi bisogna guardare anche cosa c'è dietro questo settore. Settore fortemente penalizzato. Io l'anno scorso non ho aperto perché mi hanno fatto chiudere i cantieri perché c'era il lockdown e quindi non ho potuto essere in grado di aprire. I miei colleghi che hanno aperto comunque l'anno scorso hanno sofferto un meno 70-75% del fatturato. Faccio notare anche un'altra cosa, che l'anno scorso ben 5 parchi, tra 2 grossissimi parchi italiani, Cinecittà World e Rainbow Magic Land, sono passati in mano a fondi stranieri
e quindi c'è una grossa difficoltà nel mondo dei parchi. Noi come Caribe Bay è 20 mesi che non apriamo. Noi avevamo già deciso di aprire il 1° luglio perché avevamo dei cantieri aperti, ma è inspiegabile la situazione dei miei colleghi. Mentre le piscine aprono il 15 maggio, i parchi acquatici o tema acquatici o i parchi tematici aprono l'1 del 7. Praticamente non siamo mai stati nominati e mai considerati. Stiamo parlando di rimborsi, stiamo parlando di 100.000 cose. Non ci hanno mai considerati minimamente. Adesso improvvisamente veniamo fuori per ultimi dopo i centri termali. Hanno fatto aprire tutti quanti, fanno aprire giustamente i ristoranti al coperto, i teatri, i cinema, le piscine, le palestre, e noi rimaniamo chiusi, siamo stati messi ultimi. Non riusciamo a capire questa situazione qui. Ci sembra che ci sia una grande mancanza di rispetto per un settore che è comunque un settore importantissimo. Abbiamo chiesto ai vari ministri, a Franceschini, di poter passare nel settore turismo, perché ancora oggi noi non siamo nel settore turismo e siamo nel settore dei circhi, dello spettacolo viaggiante, per l'amor del cielo. E nulla da dire, ma non c'entriamo più niente noi con le nostre strutture. Tenete conto che in Italia, nel Veneto, ecco, giusto per parlare del Veneto, abbiamo 2 eccellenze a livello mondiale. Una si chiama Gardaland, che è il primo parco d'Italia, che ben conosco, mio padre è tra i soci fondatori, era tra i soci fondatori, e Caribe Bay, noi che nel 2019 eravamo a Parigi nella nomination dei 7 migliori parchi al mondo da parte della IAPA, l'unica organizzazione mondiale, tra i 7 migliori al mondo della macro area Europa, Medio Oriente, Africa. Poi c'è la macro area Asia e la macro area America. Quindi abbiamo delle eccellenze incredibili e siamo così bistrattati. Sento dei ministri che fanno degli esempi incredibili, parlano dei parchi e ci mettono a confronto con i musei, con Pompei. Ma cosa c'entriamo noi? Cioè, un minimo di professionalità, cercare di capire un settore fondamentale. Perché secondo voi c'è questa poca considerazione e questo mettervi a paragone con altre realtà che, come lei dice, hanno poco a che fare con noi? Ma io mi domando anche che c'è poco rispetto non solo nei nostri confronti, nei confronti un po' di tutti i settori produttivi. Qui abbiamo un'Italia che abbiamo un 30% di persone, di aziende che la tirano avanti, che continuano a dare e veramente buttano il cuore al di là dell'ostacolo, rischiando in una maniera incredibile, anche perché ognuno di noi ha cercato di salvarsi un po' come poteva quest'anno per cercare di tenere in piedi la baracca. Io l'anno scorso mi hanno fatto chiudere, ho garantito ai miei collaboratori immediatamente la cassa integrazione senza aspettare l'INPS. Non tengono conto che siamo delle famiglie, lavoratori, imprenditori, non c'è più nessuna differenza. Siamo una famiglia che cerca di mandare avanti la propria azienda, dove siamo tutti interessati. Perché mancanza di rispetto? Ma per conto mio anche una mancanza di lungimiranza, perché devono stare un po' attenti, perché siamo arrivati un po' a tirare la corda fino al limite. La corda si può spezzare da un momento all'altro. Cosa succede se si spezza la corda? Si spezza che uno si stanca, va via. Si stanca di fare imprese in Italia. Le faccio un esempio. Ero a Parigi con i 7 migliori parchi della macro area. È solo un esempio giusto per farle capire. Tra i 6 competitor c'era Tropica Island, un parco che si trova a pochi chilometri da Berlino. L'imprenditore malese dei 90 milioni di investimento ne ha tirati fuori ben 17,5, il resto li ha messi Länder e Brandeburgo. Allora noi non pretendiamo questo, per l'amor del cielo, ma almeno cercare di aiutarci, non dico neanche nei rimborsi, che non ci crediamo più assolutamente, ma perlomeno dare la possibilità di assorbire questa batosta
con le banche per fare in modo che possiamo avere dei mutui a 10, a 15 anni almeno, per riuscire a riprenderci, anche perché è un settore il nostro che deve continuamente investire, continuamente, non può smettere di investire assolutamente. Ma secondo voi il divertimento viene considerato di serie B rispetto ad altre realtà? Ma per conto mio manca proprio una cultura del divertimento, anche perché vediamo negli altri paesi, giusto per dirne una, mentre noi siamo ancora chiusi e aspettiamo il 1° luglio, hanno aperto in Spagna, hanno aperto in Inghilterra, hanno aperto in tutta l'Europa. Continuiamo a parlare di Europa e poi a noi ci mettono al palo. Ma se negli altri paesi hanno aperto i parchi, hanno senz'altro capito che quello che il protocollo Covid va a garantire, siamo dei parchi all'aperto. Qual è il problema? Una volta che c'è la mascherina, una volta che c'è il distanziamento, non si rendono conto che comunque siamo una funzione sociale? Perché le famiglie hanno bisogno in questo momento di potersi divertire in maniera sana. C'è poca considerazione proprio nel nostro settore. Pensi che in alcune parti del mondo il settore del divertimento è trainante. Guardi la Florida cosa hanno fatto a Orlando con i parchi di divertimento. E siamo comunque un valore aggiunto incredibile. Guardi lei un Gardaland sul lago di Garda cosa significa, ma anche lo stesso Caribe Bay a Jesolo, e siamo la più grossa azienda di Jesolo. Noi abbiamo 220 persone da assumere, sono famiglie che lavorano e lavorano in un mondo magico, in un mondo fantastico. Lei ha esordito dicendo non ci stiamo capendo niente. Questa incertezza crea in qualche modo anche una difficoltà di pianificazione, dice dobbiamo assumere, anche di capire di quante persone c'è bisogno, con il rischio poi magari, ma noi ci auguriamo che questo non accada più perché insomma le vaccinazioni vanno avanti, la bella stagione dovrebbe, l'ho detto anche prima il Presidente Zaia, in qualche modo mettere da parte il virus, ma il rischio magari di trovarci in un cambio di fasce, quindi dover richiudere. Questa incertezza come influisce su una programmazione del vostro lavoro che richiede una gestione di grandissime dimensioni da tutti i punti di vista? Allora, le dico, il nostro settore, come dicevo prima, ha bisogno di pianificare. I miei progetti arrivano al 2030. Io ho una progettazione a 10 anni. Noi investiamo mediamente 1.270.000 tutti gli anni, che devo tradurlo perché siamo italiani, abbiamo questa grande creatività e questa grande capacità. Quello che noi riusciamo a fare con 1 milione, i nostri colleghi all'estero ne devono mettere 4. Caribe Bay è costato 40 milioni fino ad oggi di investimenti. L'anno scorso abbiamo perso 2 milioni. Lei parla di programmazione. Certo, dobbiamo assumere gente. Speriamo solamente che quando ci faranno aprire non ci blocchino. Cerchiamo prima di avere dei protocolli chiari che noi andremo a osservare, ma noi siamo già in questa direzione, perché per esempio Caribe Bay è un parco che ha adottato il modello 231, lo SAS 45001 per i dipendenti, certificazione TUV su tutto il parco. Mettere assieme un protocollo Covid non c'è nessun problema. Abbiamo bisogno di certezze, però non possiamo più andare avanti in questa maniera. È una situazione incredibile. Io mi auguro che dal momento che aprono non pensino neanche più di chiudere, perché veramente si corre il rischio di far saltare l'Italia a questo punto. Quindi i protocolli di sicurezza ci sono. Cosa deve aspettarsi il pubblico che ritornerà nel suo ma negli altri parchi permanenti d'Italia? Quali sono le misure che avete messo in campo per garantire il massimo di sicurezza ma potendo comunque divertirsi? Guardi, allora io diciamo non glielo posso dire perché l'anno scorso non ho aperto come vi ho ben spiegato, ma lo possono dire i miei colleghi, dal presidente di Garda, Aldo Vigevani, a Giuseppe Ira, presidente dei parchi permanenti, e agli altri che hanno aperto. Non c'è stato nel 2020 un solo caso di contagio dentro i parchi, quindi e hanno avuto comunque migliaia e migliaia di persone. Siamo molto attenti ai nostri ospiti.
Lei ha parlato di una cifra importante per quanto riguarda la sua realtà, 1.270.000, se non sbaglio, insomma, di investimenti. Immaginate, insomma, tutti i grandi parchi permanenti hanno bisogno di manutenzione, di costi altissimi per mantenere gli standard richiesti. Sul fronte ristori, lei prima ha fatto un accenno, sicuramente non sono arrivati ristori adeguati per far fronte a quelle che sono le perdite subite e per poi continuare a garantire quella che è l'eccellenza, insomma, di queste strutture. Ma guardi, i ristori sono una cosa diciamo ridicola. Mi ricordo quando dicevano non lasceremo indietro nessuno e vabbè, lasciamo perdere perché... E noi l'anno scorso, come dicevo, abbiamo perso 2 milioni e se si contassero anche gli ammortamenti sarebbero 3 milioni. L'altro giorno parlava Vigevani di Gardala, loro mediamente hanno 1 milione e qualcosa tutti i mesi di perdita, quindi sono numeri incredibili e sono parchi che devono aprire, che devono poter lavorare, non possono stare chiusi, perché anche comunque da chiusi hanno bisogno di una manutenzione incredibile. E Caribe Bay sono 80.000 metri di parco, ci sono 2.000 palme che vanno manutenzionate continuamente, ma poi noi non siamo mai fermi. I miei lavoratori sono rimasti fermi qualche mese per il lockdown e poi abbiamo continuato il cantiere, manutenzione continua e nuovi lavori continui, nuovi lavori comunque. Lei prima l'ha detto non tanto tra le righe ma abbastanza chiaramente, se si spezza la corda si va a fare impresa altrove. È un rischio che stiamo correndo quello di vedere grandi realtà di imprese italiane andarsene perché non ce la fanno più. Sai, io mi confronto continuamente con i miei colleghi all'estero e non c'è termine di paragone, siamo veramente bistrattati e non considerati. Per conto mio c'è un grande rischio, per conto mio dovrebbero stare ben attenti perché siamo arrivati al limite. Non si può, come dicevo prima, tirare di più la corda. Io mi occupo del mio settore, sono nato nel mondo delle luci e dei suoni dei parchi e sento altri miei fornitori, perché comunque dietro di me ci sono aziende che lavorano, che sono diverse dalla mia, ma sono al medesimo livello, sono arrivati alla frutta, non ce la fanno proprio più. Per conto mio sarebbe bene che quando parlano, quando prendono delle decisioni, se devono parlare di ristoranti, sarà meglio che chiamino dei ristoratori a confrontarsi. Se devono parlare della chiusura dei parchi o delle aperture dei parchi, è meglio che parlino con persone che vivono i parchi, non con dei tecnici che non sanno assolutamente nulla di determinati settori e poi saltano fuori queste cose assurde. Vi ho detto prima delle piscine il 15 di maggio e sono felicissimo per loro, per l'amor del cielo, e i parchi con le piscine e gli scivoli aprono il 1° di luglio, quindi ditemi voi. Mancano gli addetti ai lavori a questi tavoli chiamati a decidere. Questo sta dicendo? Mancano gli addetti ai lavori, sì. Mancano gli addetti ai lavori. Questo è il grosso problema che hanno. Noi abbiamo visto tanti lavoratori di tanti settori scendere nelle piazze, manifestare, anche proprio gli spettacoli viaggianti ai quali voi siete come settore paragonati. Proprio la settimana scorsa hanno fatto una manifestazione da Treviso a Marghera. Voi avete mai ritenuto opportuno far sentire la vostra voce? In che modo state cercando di fare pressione, mi passi il termine, sul governo? E la prossima settimana, mi sembra il 10, dovremo andare a Montecitorio, andremo lì un po' tutti i parchi con le nostre mascotte, anche noi, andremo in piazza anche noi come hanno fatto gli altri, perché è l'unica maniera per farsi sentire. Ecco, c'è un altro discorso importantissimo, lei prima ha accennato ai parchi divertimenti e ai circhi, un mondo che io conosco bene perché provengo da quel mondo, quindi anche se più di 30 anni che sono dentro nel settore dei parchi fissi, noi oramai apparteniamo al settore turismo più che altro. Se un parco come Gardala, in realtà Leolandia, ma lo stesso Caribe, diventano un punto di riferimento per un intero territorio. Di conseguenza
oramai siamo più verso il turismo che neanche verso lo spettacolo, al di là che all'interno dei nostri parchi abbiamo staff di artisti che lavorano, perché ecco, per esempio Caribe Bay è diventato, copiando i parchi della Disney a Orlando in Florida, è diventato una via di mezzo tra un parco acquatico e un parco tematico, quindi tanta scenografia e tanta coreografia, quindi tanti spettacoli, ci sono 7 show tutti i giorni e quindi c'è questo discorso, però oramai siamo verso il turismo, senz'altro. È un turismo che anche chi è proprio nel settore turismo lamenta la ripartenza, vuoi per il coprifuoco, vuoi per le quarantene, insomma è anche questo un altro settore. Lei dice noi dobbiamo rientrare nel comparto del turismo perché sappiamo che spesso chi sceglie di venire in una località lo fa perché c'è anche il parco di divertimenti, perché c'è quell'attrazione, soprattutto per chi ha bambini, che può diventare un modo per trascorrere una giornata in modo diverso. Venendo a mancare queste realtà, anche il turismo ne viene penalizzato, un ulteriore modo di essere penalizzato che sta preoccupando il settore del turismo. Questa ripartenza del settore, di questo settore, lei come la vede per l'Italia per i prossimi mesi? Insomma, siamo a maggio, l'estate è alle porte ed è una ripartenza con tante difficoltà all'orizzonte. Io mi scusi, ma trovo vergognoso che il turismo non sia ancora considerato per quello che dovrebbe essere considerato. Cioè, è bene che ci guardiamo un po' attorno, abbiamo un paese che è meraviglioso. Io ho girato il mondo per lavoro e le posso assicurare non è campanilismo, non è patriottismo, ma paesi come l'Italia non ce ne sono. Abbiamo il 70% dei beni archeologici, per l'amor del cielo, e abbiamo tutto e anche di più. Abbiamo montagne, mare. Abbiamo dei valori aggiunti, perché ogni località, come diceva giustamente lei, ci sono dei valori aggiunti. Io vivo a Jesolo oramai con la mia attività da anni. I valori aggiunti di Jesolo sono, sì, Caribe Bay, ma c'è la pista azzurra, c'è il campo da golf, c'è l'Ippica, forse avremo un centro termale, un centro benessere molto grande. Adesso vediamo. Ci sono tutta una serie di cose. C'è la notte fondamentale, le discoteche. Perché uno che va in un posto e dice ma io alla sera cosa faccio? Alle 10 devo andare a letto. Ma per l'amor del cielo, io sto a casa mia, anzi alle 10 meno 20 devo affrettarmi perché devo tornare in albergo che c'è ancora il sole alto e questa è una vacanza, signori, no, lasciamo stare. Io penso che dovrebbero mettersi di buon grado a valorizzare il settore turistico come va valorizzato. Dovremmo essere il primo paese al mondo a livello turistico. Adesso non voglio dire cavolate, ma mi sembra che siamo al 5° posto, una cosa del genere. Non è possibile una cosa del genere con quello che c'è in Italia. Abbiamo il mare, abbiamo le montagne, abbiamo le città d'arte e queste strutture, come può essere Caribe Bay, possono essere i parchi tematici, sono un valore aggiunto incredibile a quello che è una località. Chiaro che è sempre un discorso di rete che funziona, più cose ci sono e più diventi attrattivo nei confronti degli ospiti. Sarebbe meglio incominciare a chiamarli ospiti e non più clienti magari. Siete più rassegnati, arrabbiati? C'è ottimismo? Perché magari c'è ottimismo, non voglio vedere solo il lato negativo, insomma. Sì. Ma noi siamo ottimisti di natura, guardi, io ho una grande fortuna, senza nulla togliere a chi fa altri lavori. Io ho un lavoro bellissimo, vendo divertimento e le posso assicurare, ma questo è senza ombra di dubbio, che il fatto economico-finanziario per me viene sempre in un secondo tempo. Io mi diverto a progettare, mi diverto a costruire, mi diverto soprattutto a vedere la gente che si diverte. E abbiamo una situazione anche serale da ormai oltre 20 anni ed è la medesima cosa anche lì. Far divertire le famiglie, le persone, i giovani in sicurezza è un divertimento sano e magari se lo Stato ci aiutasse un po' di più potrebbe essere implementato in maniera veramente importante. Comunque non vediamo, è una situazione che spero che passerà.
spero che ci sia un po' più di attenzione da parte dello Stato nei nostri confronti. Avremo tutti voglia di tornare a divertirci e c'è il bisogno dopo questi mesi così difficili. Grazie davvero a Luciano Pareschi, consigliere Parchi Permanenti Italiani, grazie e buon lavoro per questa stagione, speriamo davvero di ripartenza per tutti quanti. Grazie, a presto. Grazie a voi. E questa è un'altra voce che arriva dal divertimento, dai parchi permanenti italiani che, insomma, avete sentito le perdite, le percentuali di perdita molto molto importanti, non compensate però, ci ha detto Pareschi, da ristori adeguati a far fronte a quelle che sono state le perdite. Un altro grido che arriva dal vastissimo mondo imprenditoriale, delle attività produttive del nostro bellissimo paese, che ha bisogno però di una spinta in più per uscire da questo tunnel della crisi sanitaria, e la speranza è quella davvero che la luce in fondo al tunnel si faccia sempre più evidente, ma anche quella economica altrettanto importante. Voltando un attimo pagina, parliamo dello IOV, perché cure all'avanguardia, terapia su misura per i pazienti. L'Istituto Oncologico Veneto ottiene un importante riconoscimento internazionale. L'Istituto Oncologico Veneto ha ottenuto il massimo riconoscimento internazionale attribuito dall'Organization of European Cancer Institute. La prestigiosa qualifica si ottiene solo soddisfando 63 diversi standard suddivisi in 272 requisiti. Il tutto elaborato a livello europeo negli ambiti della cura, assistenza, della ricerca scientifica e dell'innovazione, della prevenzione e della formazione accademica e post laurea. Per lo IOV vengono premiati in particolare il carattere innovativo e la varietà delle cure offerte, che mettono al centro le esigenze del paziente e dei suoi familiari, elaborando un piano terapeutico su misura. Da anni, grazie a scelte sanitarie che hanno sempre privilegiato il progresso della qualità, dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, lo IOV è progressivamente cresciuto e oggi un punto di riferimento internazionale anche per l'organizzazione a rete che abbiamo deciso di dare all'oncologia veneta, della quale lo IOV, con la sede centrale di Padova e quelle territoriali di Castelfranco e Schiavonia, è fulcro, ha detto Zaia in una nota. Solo altri 6 dei 19 centri oncologici italiani membri di OECI possono attualmente vantare questa qualifica, che lo IOV aveva ottenuto per la prima volta già nel 2015. E adesso vediamo la fotografia scattata dall'Istat nel suo report sugli indicatori demografici. Nel 2020 i decessi totali in Italia sono stati 746.000, il 18% in più di quelli rilevati nel 2019. Ad influire ovviamente anche il Covid, che ha avuto effetti su tutte le componenti del ricambio demografico, facendo registrare una dinamica naturale tra nascite e decessi negativa nella misura di 342.000 unità. E ancora la speranza di vita, per effetto del forte aumento del rischio di mortalità, specie in alcune aree e per alcune fasce d'età, la sopravvivenza media nel corso del 2020 appare in decisa contrazione. La speranza di vita alla nascita, senza distinzione di genere, scende a 82 anni, 1,2 anni sotto il livello del 2019. Per osservare un valore analogo occorre andare indietro e risalire al 2012. Gli uomini sono più penalizzati, la loro speranza di vita alla nascita scende a 79,7 anni, ossia 1,4 anni meno dell'anno precedente, mentre per le donne si attesta a 84,4 anni, un anno di sopravvivenza in meno. A 65 anni la speranza di vita scende a 19,9 anni. Le regioni, nessuna esclusa, subiscono un abbassamento dei livelli di sopravvivenza. Questo dunque è una parte della grande fotografia che collegandosi naturalmente all'emergenza pandemica riporta che in Italia il Covid ha causato almeno 99.000 decessi in più di quanto atteso, quindi sono registrate 99.000 vittime rispetto a quanto era prevedibile. Secondo il sistema di sorveglianza nazionale integrata dell'Istituto Superiore di Sanità, nel corso del 2020 sono stati registrati 75.891 decessi attribuibili in via diretta al
al Covid. Tuttavia l'incremento assoluto dei decessi per tutte le cause di morte sull'anno precedente è stato pari a più 112.000. Così, se da un lato è possibile ipotizzare che parte della mortalità da Covid-19 possa essere sfuggita alle rilevazioni, spiega l'Istat, dall'altro è anche concreta l'ipotesi che una parte ulteriore di decessi sia stata causata da altre patologie letali che nell'ambito di un sistema sanitario nazionale in piena emergenza non è stato possibile trattare nei tempi e nei modi richiesti. Quindi le possiamo in qualche modo definire dei decessi secondari legati all'emergenza, quindi non direttamente collegati al virus, ma una conseguenza della difficoltà di gestire certe patologie in un momento di emergenza legata al Covid. Se nel corso del 2020 si fossero riscontrati i medesimi rischi di morte osservati nel 2019, riporta l'Istituto, i morti sarebbero stati 647.000, ossia solo 13.000 in più rispetto all'anno precedente, invece dei 112.000 registrati. Sono numeri importanti che sicuramente richiederanno poi un'analisi su quella che è la tenuta anche del nostro sistema sanitario. Lo ha detto nei giorni scorsi anche il governo, il ministro Speranza, ma non solo, di come sia importante investire sulla sanità in vista di ulteriori eventi pandemici come questo e di una pandemia legata al Covid che potrebbe non esaurirsi in tempi rapidissimi, e quindi rivedere proprio tutto il sistema sanitario è una priorità, e questi dati in qualche modo confermano questa necessità. Abbiamo parlato di decessi, parliamo anche di nascite, ed è l'ennesima riduzione delle nascite anche nel 2020. Negli ultimi 12 anni si è passati da un picco relativo di 577.000 nati agli attuali 404.000, il 30% in meno. Il tasso di fecondità è sceso a 1,24 figli per donna da 1,27 del 2019, era 1,40 nel 2008, quindi pensate la differenza dal 2008 ad oggi. È significativo osservare, spiega ancora l'Istat, come la variazione sul 2019 relativa al mese di dicembre risulti tra tutte quella massima, circa 3.500 nascite in meno, a sostegno dell'ipotesi secondo cui, in aggiunta al dato tendenziale, anche la pandemia abbia iniziato ad esercitare un effetto riduttivo sulla natalità, ed è probabilmente anche inevitabile che sia così. Naturalmente speriamo che passata questa emergenza si torni a far figli, perché è necessario questo per mandare avanti il nostro paese. E allora adesso concentriamoci su un'altra realtà che in qualche modo ci dà una lettura anche diversa di quella che è il modo di vedere il futuro, di disegnare il nostro futuro dopo l'esperienza di una pandemia che ci ha cambiati, ha cambiato la nostra società, le nostre relazioni, e cambia anche in qualche modo la prospettiva futura. E sono i dati che arrivano dal bilancio di Solidarietà Veneto, che è un fondo pensione che è amministrato e promosso dalla CISL, dalla UIL e dalle associazioni datoriali come Confindustria, Confapi, Confartigianato, CNA, Confartigianati, Federclai, quindi che mette insieme sindacati e associazioni di categoria. I dati che emergono sono davvero molto interessanti per capire un po' proprio queste dinamiche, come sono cambiate. E allora io saluto e ringrazio per essere con noi Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, dal vostro bilancio emergono due target, chiamiamo così, di popolazione che che si è rivolta a questo fondo pensionistico. Da una parte i giovani e dall'altra i pensionati più anziani. Concentriamoci intanto nei più giovani. Lei mi spiegava prima, quando ci siamo un attimo interfacciati, come era da qualche anno che i giovani si erano, questo target più giovane si fosse fatto avanti per un fondo pensionistico, ma la pandemia in qualche modo ha aumentato questo trend che avevate già rilevato. In che modo, direttore?
Sì, è proprio così e sostanzialmente già da 3-4 anni vedevamo crescere il numero di nuovi iscritti di età inferiore ai 30 anni, sia per l'interesse dei nuovi lavoratori, dei più giovani lavoratori, sia anche per l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico, quindi il genitore che iscrive i figli che ancora non lavorano. Diciamo che nell'anno della pandemia, essendo rallentata l'attività del Fondo Pensione negli sportelli territoriali che abbiamo nelle varie province del Veneto, abbiamo riconvertito il nostro modo di operare attivando gli sportelli online e chiaramente agli sportelli online abbiamo colto un incremento di interesse e di frequentazione da parte degli iscritti più giovani, poi probabilmente anche per un effetto passaparola si è amplificato questo tipo di dinamica. Tra l'altro giovani che negli sportelli online chiedono anche cose diverse da quelle a cui eravamo abituati, quindi molto spesso gli aderenti negli anni passati ti chiedevano mi vorrei iscrivere al fondo pensione perché ci sono dei vantaggi fiscali, dei vantaggi contributivi, mentre questi giovani, forse anche consapevoli di problemi legati anche messi in risalto dalla pandemia e per non dire poi dei problemi demografici di cui poco fa proprio tra l'altro facevate cenno, ecco, questi giovani lavoratori cominciano a ragionare in termini di pianificazione della serie cosa sarà della mia vita quando avrò 50-60 anni, comincio ad organizzarmi per cercare di risolvere il problema pensionistico non reclamando diritti ma mettendo sul tavolo il tema della consapevolezza e della responsabilità nel risparmio a lungo termine. Quindi l'incertezza lavorativa da un lato che diciamo il Covid ha ulteriormente accentuato, ma dall'altra anche la volontà, il timore che quelle che saranno poi i meccanismi per andare in pensione, non sapendo che cosa accadrà, sappiamo insomma come cambino continuamente, spingono proprio i giovani già a pianificare il loro futuro anche tra molti anni, perché stiamo parlando di trentenni, se parliamo tra 20-30 anni, insomma vuol dire guardare al futuro ed è un aspetto nuovo degli ultimi anni rispetto al passato, una maggiore responsabilizzazione quindi dei giovani. Sì, lo è sicuramente. Di sicuro chi si iscriveva, sapete, Solidarietà Veneto ha più di 30 anni, è nato proprio in provincia di Treviso 30 anni fa, sicuramente chi si iscriveva 30 anni fa aveva una maggiore attenzione più per gli vantaggi immediati, meno tasse, più contributi, più rendimenti. Adesso sta maturando una filosofia completamente diversa, tanto che questa continua richiesta di stime, di simulazioni da qui a 10, 20, 30 anni ci sta spingendo ad evolvere anche i nostri sistemi informatici per far sì che queste tipo di proiezioni possano essere fornite con la maggior precisione possibile, immaginando che non è un lavoro tanto facile, specialmente se l'orizzonte è lungo, e quindi semplicemente uno ti chiede quanto devo versare all'anno per riuscire ad avere una determinata pensione o addirittura quanto devo versare all'anno per riuscire a sganciarmi dal mondo del lavoro magari 5, 6, 7 anni prima dell'età prevista per la pensione INPS. Quindi un cambio di atteggiamento legato anche ad alcune novità normative degli ultimi anni. La più famosa è la RITA, la rendita integrativa temporanea anticipata, che è proprio la pensione che il fondo pensione può pagare prima ancora che arrivi la pensione dell'INPS. Allora, discorso in parte diverso invece per quanto riguarda i meno giovani, gli anziani, però direttore ne parliamo, prima ho la pubblicità tassativa e poi riprendiamo proprio da qui, dagli anziani, al perché accedono a questi fondi pensione. Tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in collegamento abbiamo Paolo Stefan, direttore di Solidarietà Veneto. Abbiamo capito come i giovani si siano negli ultimi anni, ancora più con la pandemia, avvicinati al fondo pensione, e poi c'è l'altro target, quello degli anziani. Le chiedo subito, gli anziani nell'interfacciarsi con i vostri sportelli chiedono un fondo pensione per loro, per il futuro dei figli, per entrambi? Ma diciamo, abbiamo individuato questi due target tipo, chiaramente sono due estremi, il giovanissimo che comincia a lavorare, il pensionato, il pensionando che comunque può aderire a Solidarietà Veneto. In mezzo naturalmente ci stanno le più varie sfaccettature, tant'è vero che l'iscritto tipo di Solidarietà Veneto ha mediamente 45 anni su per giù. Detto questo, chiaramente più ci si avvicina al momento del prelievo finale, più ci accorgiamo che prevalgono
atteggiamenti diversi. Sostanzialmente chi ha alle spalle già una carriera lavorativa e contributiva molto lunga e quindi anche probabilmente ha accumulato nella sua vita risparmio ed ha una maggior sicurezza, accede al fondo pensione soprattutto prestando attenzione ai vantaggi fiscali, in effetti il risparmio delle tasse e anche, se sono ancora lavoratori dipendenti prossimi alla pensione, anche al vantaggio cosiddetto contributivo. Solidarietà Veneto, sappiamo, è un fondo contrattuale, di conseguenza chi lo sceglie ha diritto al maggior contributo a carico dell'azienda previsto dai contratti di lavoro. Ecco quindi che emergono quelle tematiche che proprio sui più giovani prima avevamo derubricato in qualche modo, il pensionando, soprattutto per il fatto che in questi ultimi anni fa fatica a trovare nel risparmio tradizionale delle forme di remunerazione adeguate alle sue aspettative. Non abbiamo più i bot degli anni 80, 90 e neanche i BTP, i titoli di Stato non rendono più come una volta, quindi si fa fatica a trovare rendimento a meno che non si vadano a intercettare rischi. Ma i rischi sappiamo che nel breve periodo tipicamente non sono forse ottimali, ecco, per chi magari ha un orizzonte temporale più breve. Quindi con la scelta del fondo pensione chi è prossimo alla pensione o addirittura chi è arrivato alla pensione sceglie di versare beneficiando della deducibilità dei contributi e quindi portandosi a casa un rendimento di fatto garantito perché è derivante dal vantaggio fiscale, deduzione dei versamenti e minor tassazione al momento del prelievo. Quindi si combinano nel fondo delle esigenze diverse. Sì, è vero anche che, questo sì lo notiamo, ci sono tanti aderenti prossimi alla pensione che spesso si chiedono che cosa ne sarà delle future generazioni, hanno l'attenzione per i propri figli, se non addirittura per i nipoti, che cercano di iscrivere nella forma appunto dei soggetti fiscalmente a carico. E per quanto riguarda poi il tessuto veneto, Solidarietà Veneto ha dei progetti in piedi anche per contribuire proprio al rilancio del territorio nel quale si trova? Beh, diciamo anzitutto una cosa, Solidarietà Veneto ogni anno paga liquidazioni, prestazioni, pensioni, anticipazioni. Lo scorso anno abbiamo pagato 70 milioni di euro a beneficio dei lavoratori che operano nelle varie province del Veneto, ma soprattutto l'interesse di Solidarietà Veneto in questi mesi, in questi anni, è quello di cercare di ottenere dalla gestione finanziaria il massimo risultato con il minimo rischio. E il veicolo, il percorso per poter raggiungere questo scopo è quello della diversificazione, quindi non più soltanto titoli di Stato, anche per la questione dei rendimenti, non più soltanto azioni quotate in borsa, ma anche investimenti alternativi in aziende non quotate e in infrastrutture. E in questo senso mi interessa sottolineare due aspetti. Siamo nei giorni del Recovery Fund, del piano resilienza, se non diciamo resilienza nelle trasmissioni veniamo puniti, quindi l'ho detto anch'io, ecco, del Green Deal, diciamo, quindi l'Europa sta proiettando l'economia dell'intero continente verso una nuova dimensione e stanno giungendo risorse per rinnovare il nostro sistema economico. Quindi non soltanto le risorse pubbliche andranno in questa direzione, ma sono chiamati a contribuire anche gli strumenti di investimento a lungo termine, come sono i fondi pensione. Quindi l'investimento di Solidarietà Veneto potrà intercettare maggiori rendimenti, auspichiamo, ma anche sicurezza, appoggiandosi, affiancandosi al progetto di rinnovo del nostro continente, dell'economia del nostro continente, ricordandoci che questa necessità di rinnovarci non ci viene da chi magari il suo percorso di risparmio l'ha fatto, ma ci viene proprio soprattutto dai più giovani che qualche volta ci dicono sì, io risparmio e fra 30 anni magari tu mi darai una pensione, ma siamo sicuri che questa pensione me la potrò, tra virgolette, godere in un mondo che abbia dal punto di vista dell'ambiente, ma non solo, la stessa qualità di oggi? Siamo ingaggiati da questi giovani e non possiamo sottrarci al nostro dovere, a cominciare anche proprio dal nostro territorio, che è un territorio che richiede di essere riqualificato e tutelato perché abbiamo una responsabilità. Lei prima mi ha detto risparmiare non deve essere depredare, è fondamentale questo aspetto. Sì, assolutamente, lo vorrei sottolineare perché se nell'abitudine di chi ci ha preceduto forse si andava in banca e si chiedeva
Quanto rende questo investimento e quanto si rischia? Anzi, talvolta neanche si chiedeva quanto si rischia. Adesso la gente ha capito che intanto bisogna chiedere quanto rende e quanto si rischia, ma soprattutto cominciano a chiedere i più giovani: e tu cosa ne fai con questo denaro? Come fai a proiettarmi un'aspettativa di rendimento, ipotesi del 3%? In che cosa investi? Perché che cosa me ne faccio io di un 3% se poi tu attraverso questo investimento vai a danneggiare il mondo in cui io dovrò vivere fra 20 anni? Come si fa a dargli torto? E questa è la responsabilità, è una responsabilità dei più giovani che ci piace, che è giusto valorizzare e mettere in evidenza. Grazie davvero al direttore di Solidarietà Veneto, Paolo Stefano, e naturalmente buon lavoro, a risentirci. Grazie a voi, buon proseguimento, buona giornata. Grazie anche a lei, è una lettura particolare della nostra società che cambia, che sta cambiando in qualche modo anche per colpa, e forse in questo caso potremmo dirlo anche per merito del Covid, che qualche aspetto positivo, pochissimi, li sta portando nel nostro modo di interpretare la società e il nostro futuro. A proposito di curiosità, c'è una curiosità che arriva da un comunicato di Coldiretti legato al recovery plan, che è rientrato nei nostri discorsi con i nostri ospiti in questa diretta, e ovvero Coldiretti evidenzia come per ben 62 volte la parola agricoltura sia stata richiamata nel piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR come ormai viene chiamato, varato dal governo. Alle citazioni sull'agricoltura, rileva l'indagine, si aggiungono quelle per il verde 62 volte, natura 63, territorio 242, filiera 46, agroalimentare 12, sostenibilità 44, idrico 56, biodiversità 27, rurale 21, alimentare 29, green 32, che raccontano i temi e i progetti che si intrecciano in un settore che nell'anno della pandemia è diventato la prima ricchezza del paese, con 538 miliardi di euro di fatturato, 3,6 milioni di occupati e quasi 740.000 imprese agricole impegnate nella produzione per garantire le forniture alimentari alle famiglie. Dunque l'agricoltura che ha un ruolo importante all'interno del recovery plan varato dal governo. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera alle 21:15 puntuale come sempre nuova puntata di Ring, ospiti Roberto Marcato della Lega, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, e poi Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, e poi Giancarlo Iannicelli, presidente del Consiglio Comunale di Treviso, e Stefano Pelloni del Partito Democratico, per parlare della polemica esplosa dopo l'ultimo Consiglio Comunale a Treviso. Appuntamento dunque alle 21:15 prima serata, naturalmente con Ring. Siamo in chiusura, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata, arrivederci.